edizione di Antenna 3 Nord-Est, buongiorno, ben ritrovati come sempre in diretta sui nostri canali per tutte le notizie della giornata, notizie che vi anticiperemo e che in qualche modo andranno ad introdurre i nostri notiziari della sera. Allora, in Veneto tante cose stanno accadendo in questo momento, mentre vi stiamo parlando RIS di Parma sono a Conegliano nell'abitazione di Margherita Ceschin e non solo, per cercare le tracce del o dei killer. Le telecamere avrebbero rivelato la presenza di due uomini che proprio nella notte in cui la donna presumibilmente è stata uccisa si aggiravano nel quartiere. Poi c'è Chirignago con il medico di base che va in pensione e 2000 persone rimangono senza assistenza sanitaria e così l'ULSS decide di aprire un ambulatorio per tutta l'estate. Poi c'è il potenziamento dei furti, dei controlli contro i furti della polizia locale di Treviso, potenziamento proprio in vista di questa estate, le proteste nel Vicentino e l'ordinanza anti-movida a Padova, e ci collegheremo con l'assessore Diego Bonavina. Ma partiamo con il punto sulla presenza del RIS di Parma nel servizio di apertura e poi ci collegheremo con la nostra Edi Caliman che si trova proprio a Conegliano. Ma intanto vediamo il servizio. In questo punto della ringhiera probabilmente i malviventi hanno scavalcato la recinzione per entrare nel giardino della palazzina. Poi sono saliti sulla macchina della vittima parcheggiata proprio sotto il terrazzo. Da qui hanno potuto raggiungere facilmente la porta finestra dell'abitazione di Margherita Ceschin. Gli investigatori hanno coperto con dei teli protettivi il probabile percorso degli assassini per attendere gli accertamenti dei carabinieri del RIS. Si cercano tracce biologiche e impronte. Intanto continuano serrate le indagini dei carabinieri che stanno passando a setaccio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza al vaglio 2 sagome riprese in zona. Ma per il momento tutto rimane da verificare. Sembra prendere più consistenza il fatto che siano 2 gli uomini che hanno compiuto il feroce delitto. Sul movente tutto rimane aperto, nessuna ipotesi viene scartata. Per ora si indaga per un furto terminato nel sangue, ma rimangono molte dinamiche da chiarire, come il fatto che i malviventi non abbiano preso la catenina d'oro al collo della vittima e nessun altro oggetto di valore, ma solo il portafoglio. E poi il mistero del cellulare distrutto e poi lasciato sotto l'acqua corrente. Un puzzle da ricostruire. 3 comunità sotto shock: San Pietro di Feletto, paese d'origine della 72enne, dove venerdì si svolgeranno i funerali, Conegliano, dove da alcuni anni viveva Margherita, e Ponte di Piave, dove aveva abitato e lavorato assieme al marito in un'azienda vitivinicola. Ed è proprio un imprenditore del posto che ci racconta di quegli sprazzi di vita. Io consegnavo l'uva, il raccolto dell'uva al marito sulla cantina e ho conosciuto benissimo la signora perché nell'ambito della vendemmia lei, diciamo, dirigeva tutto il personale all'opera sulle vendemmie, per cui lo prendeva la mattina alle 7 fino alla sera staccavano, seguiva tutta l'attività del marito. Una persona disponibile che lavorava tanto. Gentilissima, da quello che ho potuto seguire io nel periodo delle vendemmie, l'ho seguita anche il periodo. Poi l'ho conosciuta anche quando hanno aperto il locale Locanda a Roma, la signora è sempre gentilissima. Si incrina la voce quando pensa alla tragedia che si è consumata venerdì notte. Scossi e sotto shock i cittadini di Ponte di Piave. Gran parte appunto delle amicizie appartenevano a questo comune e quindi la vicinanza a tutta la famiglia, alle figlie e ai nipoti. Sicuramente una cosa che ha scosso i nostri cittadini, perché alcuni di loro appunto, essendo un'azienda all'interno del nostro territorio, la conoscevano. Il comune, termina il sindaco, rimane a disposizione della famiglia per qualsiasi necessità. Allora, Conegliano, della nostra Edi RIS di Parma, che hanno controllato non solo l'abitazione ma anche le impronte eventualmente lasciate sull'automobile della donna che era parcheggiata proprio sotto al terrazzino. Edi, buongiorno. Buongiorno ai telespettatori, noi ci troviamo a Conegliano in via 28 settembre di fronte alla palazzina dove abitava Margherita Ceschin, la 72enne trovata morta la notte di sabato sera, ma la sua morte risalirebbe al giorno prima, a venerdì sera. Siamo qui perché da poco più di un'ora sono iniziate le indagini, le ricerche dei carabinieri del RIS che stanno appunto ricercando eventuali tracce biologiche ed impronte che aiuterebbero nelle indagini
indagini per cercare di capire chi avrebbe potuto commettere il reato e il delitto. Ricordiamo che Margherita Ceschin, 72 anni appunto, è stata ritrovata morta in pigiama distesa sul suo divano di casa con 2 stanze dell'abitazione trovate a soqquadro. Solo il portafoglio è stato portato via e resta il mistero di questo cellulare trovato distrutto e lasciato sotto l'acqua corrente di un lavandino. Le indagini sono in corso, sono ancora al vaglio dei carabinieri le immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare eventuali persone che avrebbero potuto introdursi nella casa. Come vedete sono stati appena tolti dai RIS i teli che come vediamo anche nella ringhiera sono stati posizionati nei giorni scorsi per cercare di proteggere eventuali tracce biologiche che sono state riportate. È stata transennata la zona dalla polizia locale per non intercettare le indagini che sono tuttora in corso, e ovviamente se noi avremo aggiornamenti ci potete seguire nei telegiornali della sera per appunto eventuali novità. Per ora da Conegliano è tutto, restituisco la linea. Grazie alla nostra Edi Caliman. Allora continuiamo con la cronaca operazione della polizia postale. Siamo in Lombardia, ma con evidenti conseguenze anche nel Trevigiano. Ci sono state 8 perquisizioni, un minore trevigiano sarebbe coinvolto. Queste chat all'interno delle quali si disquisiva di operazioni da fare utilizzando coltelli e addirittura delle molotov. Vediamo il servizio di Nicola Zanetti. Le frasi più inquietanti. Io avevo una pistola Glock, però poi ci sono andato a scuola perché l'avevo visto in un film americano. E ancora, io sono andato a scuola con un coltello multiuso, ho rischiato molto di andare al minorile. Un altro, io portavo quello a scatto nel giubbino. A scrivere sono ragazzi giovanissimi, minorenni, in una chat Telegram utilizzata per condividere le loro esperienze con le armi e scoperta dalla polizia postale e dalla Digos in 7 città italiane, tra le quali Treviso. Le perquisizioni sono scattate stamattina nell'abitazione degli 8 indagati con il supporto dei cani poliziotto. Un'indagine partita nell'ottobre 2022 da Milano e portata avanti dagli investigatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica, che ha scandagliato le chat assistendo e registrando i dialoghi tra utenti di Treviso, Milano, Lecce, Pisa, Sassari, Avellino e Nuoro. Altri esempi deliranti. I miei genitori sono contrari alle armi, allora me le fabbrico io oppure me le prendo da qualche parte. Avete mai fatto una molotov? Io sì, martedì provo a fare del napalm. Gli internauti, spiega la polizia, affermavano di andare in giro con coltello e a volte persino con pistole a salve o d'aria compressa e pubblicavano foto e video che mostravano le armi esposte in poso durante l'effettivo utilizzo. Nelle loro discussioni su Telegram richiedevano informazioni e consigli su come confezionare molotov, esplosivi e detonatori, pubblicando anche foto degli ordigni realizzati. Qualcuno ha un video tutorial per un detonatore? Era infatti un altro quesito. Buon pomeriggio, ecco a voi un piccolo dispositivo, salutava qualcun altro. Il fenomeno di questo tipo di chat, continua la polizia, è andato aumentando con l'avvento delle repliche, pistole con le stesse misure, pesi e materiali di quelle vere ma non funzionanti, e con le armi da soft air, di libera vendita, spesso esibite come trofei in foto e video. Al momento delle indagini non emerge se abbiano fatto solo affermazioni o realmente avuto questi comportamenti, ma alcune perquisizioni hanno dato esito positivo, dato che nelle abitazioni sono stati trovati coltelli, armi giocattolo, tirapugni e altro materiale. Ragazzini per lo più insospettabili che facevano a gara ad andare a scuola armati di tutto punto, come dei piccoli boss. Uno scenario che potrebbe allargarsi ulteriormente, gettando un'ombra terribile sulla vita segreta di tanti giovanissimi. E poi c'è il tema della sanità, ve l'abbiamo raccontato in diversi momenti nei nostri notiziari, l'indagine ieri dei sindacati che ha portato alla convocazione di una conferenza stampa unitaria CGIL Cisle Will, l'esito della loro indagine: in Veneto 7 persone su 10 alle prese con le liste d'attesa. E poi c'è il caso di cui vi parlerà la nostra Ilaria Marchiori di Chirignago, dove l'unico medico di base va in pensione e ci sono 2000 pazienti che rimangono senza cure. Partiamo da qui con il segretario del Partito Democratico del Veneto, Andrea Martella. Buongiorno, la vedo collegato. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. La sanità è un punto sul quale voi avete tanto insistito come Partito Democratico, andando in qualche modo a smantellare una narrazione che da sempre arriva dalla Regione del Veneto, dai tempi della riforma dell'azienda zero. Oggi quello che stiamo raccontando è che ci sono 7 pazienti su 10 alle prese con le liste d'attesa. La Regione ha risposto dicendo in 30 giorni correggeremo il tiro.
È così, andrà così secondo lei? Quali sono invece i dati che avete voi a disposizione? Ma temo che le cose non andranno come dice la Regione e che i tentativi che hanno fatto per prevedere un numero più alto di visite e di prestazioni, anche con il cosiddetto overbooking, sono destinati a fallire. Ha detto giustamente lei bene, da tempo come Partito Democratico stiamo seguendo questo tema della sanità che riguarda davvero tutti i cittadini. Hanno fatto bene i sindacati a porre anche con l'evidenza di questi numeri un problema gigantesco. Molti veneti non riescono a curarsi, se riescono a curarsi è perché devono pagare. Il sistema sanitario nazionale rischia di fallire quella che è la sua funzione, cioè quella di dare cure a tutti. A livello nazionale non si stanno mettendo risorse a favore della regione delle regioni, e la nostra regione, che per molto tempo ha raccontato di avere una sanità eccellente, è vero che ha professionisti nel mondo della sanità eccellenti, ma ha ormai un'organizzazione che non riesce più a dare risposte ai cittadini. Io ho dei dati che vanno in questo senso, liste di attesa infinite, persone che non riescono a trovare un medico di base, ore e ore di coda, come tutti sanno, nei pronto soccorso, e questo naturalmente è qualcosa che lede quelli che sono i diritti dei cittadini. Problema che affonda le radici in tanti anni. Secondo lei c'è stato uno sbilanciamento nella gestione della sanità pubblica con la sanità privata, soprattutto qui in Veneto? Ma diciamo che con il 2016, quando venne la riforma azienda zero, già la nostra sanità ha avuto una progressiva trasformazione da una sanità di carattere anche territoriale e sociale ad una più di carattere ospedaliero. A questo poi si è accompagnato un processo che ha visto entrare i privati sempre con maggiore forza. Quindi quello che io dico è che chi in Veneto riesce a avere delle cure, riesce a avere delle prestazioni, ha sicuramente delle prestazioni di alto livello, ma purtroppo è altissimo il numero di quei cittadini che non riescono a averle. Basta pensare che su 29 milioni di prestazioni, di richieste, di prescrizioni nel 2022, solamente 16 milioni sono state eseguite, che vuol dire che ci sono 13 milioni, circa il 40% delle persone che rimane fuori dalle cure. È un dato davvero impressionante. Perché tra l'altro poi il balletto tra sanità pubblica e sanità privata crea anche un balletto di professionalità, di professionisti che lasciano la sanità pubblica per andare nella sanità privata, e così insomma siamo orfani di medici, di infermieri, di OS. Segretario, ci attenda pochi minuti, perché proprio in merito a questo tema c'è la nostra Ilaria Marchiori che ci chiede la linea proprio da Chirignago, dove questo medico di base è andato in pensione e lui si è dovuto accorrere ai ripari. Così ascoltiamo insieme questo intervento. Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno Anna, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo proprio qui nel centro di Chirignago insieme a Daniele Tronco, il segretario generale SPCGIL metropolitano, proprio per parlare di questo problema che ormai affligge anche questo territorio da tempo di carenza di medici di base. Lo facciamo partendo da questa notizia, ovvero il medico di base di Chirignago, Paola Bassetto, che a 68 anni ha deciso di andare in pensione, ma lo fa soprattutto perché dice le questioni burocratiche sono tantissime. Ci sono oltre 2000 pazienti, impossibile poter prendere le ferie, e poi dice anche quello che amareggia molto è che ci sia sempre più una richiesta del privato rispetto al pubblico, perché ovviamente i tempi, le liste d'attesa stanno diventando lunghissime. Ma i dati sono proprio allarmanti, Tronco, giusto? Sì, noi siamo in una situazione molto complicata. Nell'US 3 mancano circa 58 medici di medicina generale, ed è una tendenza molto preoccupante che dura da diverso tempo, perché passiamo dai 21 medici che erano carenze di 21 medici nel 2019, e siamo passati a più di 58. In Veneto orientale la situazione, cioè a San Donà di Piave, passiamo da meno 25 a meno 44, quindi abbiamo oltre 105 carenze
carenze di medici di medicina generale sul territorio. Ecco, questo è preoccupante. Dicevamo c'è anche una richiesta sempre più del privato, perché i tempi sono lunghi. Come si può fare? Perché anche voi come sindacato pensionati, ma non solo, anche proprio più in generale, è da tempo che sollevate questo problema. Sì, noi stiamo facendo una campagna per sensibilizzare le persone e soprattutto per dire alla Regione che bisogna affrontare il tema sanità pubblica in modo radicale, perché queste carenze producono diversi aspetti negativi per le persone, perché le persone in assenza del medico di medicina generale o con soluzioni tampone, cioè con soluzioni di accorpare zone con altre zone eccetera, rendono sempre più difficoltoso l'accesso al medico di medicina generale, quindi intasamento dei pronti soccorso, intasamento di strutture e anche ci si deve rivolgere, poi tenete presente che per fare una ricetta, una prescrizione medica bisogna andare dal medico di medicina generale e questa cosa qua comporta poi anche per esempio il fatto che molti rinunciano a curarsi, che è un fenomeno molto grave che già registriamo in questo nostro territorio, dove molte persone o rinunciano a curarsi o chi ha i soldi si rivolge a soluzioni private. Ci sono molti medici che si stanno anche orientando poi verso la medicina privata, con costi insostenibili poi per le persone, soprattutto le persone a basso reddito. Ecco, infatti, perché ovviamente non tutti possono permettersi le visite private, anzi direi non certo la maggior parte della popolazione. I numeri sono allarmanti, quelli che riguardano comunque anche il territorio dell'Ustrea per quanto riguarda i medici di base. So che i tempi sono stretti, per cui qui da Chirignago ringrazio a Daniele Tronco, restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Ilaria Marchiori. Allora, avete sentito, tante persone poi rinunciano a curarsi, segretario, è quello che voi avete sempre un po' denunciato anche questo, no? E è la voce dei pensionati del Veneto che si è fatta sentire molto forte in questo periodo, soprattutto d'estate, dove gli anziani pensionati si sentono forse ancora un po' più soli. Ma è esattamente così, questa testimonianza rende perfettamente ciò che è nella realtà per molte persone, soprattutto per molti anziani. Io faccio questo esempio: se tu non riesci a avere un medico di base e quindi ad avere una prima cura, ti rivolgi al pronto soccorso e qui succede che ti scontri con lunghe code. Quando finalmente riesci ad accedere, poi magari dovrai fare una visita, rischi di aspettare 1 anno o 2 anni e di dover scegliere o di non curarti o, se curarti, di pagare. Quando non riesci a curarti è chiaro che insorgono anche problemi di carattere psicologico. Per esempio il tema della salute mentale è un tema che sta emergendo con forza anche nel nostro territorio e quindi è una situazione che va posta diciamo a soluzione con la capacità di affrontare tutti questi problemi, compreso il fatto che ci sono molti medici e molti professionisti della sanità che, siccome nella sanità privata vengono pagati di più perché in quella pubblica ci sono meno risorse a disposizione, siccome i turni di lavoro sono diversi perché i medici magari sono troppo pochi in quella pubblica, scelgono di rivolgersi o di andare prima in pensione o di andare in quella privata. È qualcosa che non può funzionare. Questo è un diritto essenziale dei cittadini che non può essere messo in discussione. Senta, segretario, vorrei commentare con lei un altro tema veneto che ha animato la politica veneta nelle ultime settimane, che è il congresso della Lega, con questa battaglia insomma, tra candidati, la rinuncia di Roberto Marcato, questo passo indietro e così adesso Indipendenza Veneta pare stia tendendo il braccio a Marcato, ma insomma lei ritiene che ci siano come dire, le condizioni per una scissione all'interno della Lega? Voi insomma che dall'opposizione avete sempre osservato gli avversari, come legge questo congresso e quello che è accaduto? Ma adesso io non voglio inoltrarmi troppo in quelle che sono le dinamiche interne
del dibattito congressuale della Lega. Per quanto mi riguarda, ho fatto i complimenti anche al neosegretario per la sua elezione, così è fino in fondo non più commissario, ma è proprio un collega, segretario di una forza politica con il quale naturalmente ci confrontiamo, seppur da posizioni molto molto diverse. Quello che mi limito ad osservare è che c'è una spaccatura forte, che questo confronto è stato un confronto duro, con nodi irrisolti, e ho visto che il presidente Zaia all'ultimo si è collocato con il segretario, e che la spaccatura tra le varie anime, sia dal punto di vista territoriale sia dei riferimenti più nazionali, è molto evidente. Ho visto che subito dopo ci sono state le dimissioni del sindaco di Castelfranco, anche presidente della provincia. Insomma, mi pare che sia una realtà in ebollizione. Se a questo associo che un ciclo politico in Veneto si può chiudere, e quello del governo della Lega e di Zaia, anche perché Zaia, nonostante sia molto attaccato alla poltrona e voglia un altro mandato, ha finito quello che è il suo lavoro in Veneto, perché con la legge attuale non è più ricandidabile. Osservo che c'è anche un contrasto non di poco conto tra la Lega e Fratelli d'Italia. Però ha visto, segretario, che ci sono già dei movimenti, ha visto che ci sono dei movimenti con un Salvini che benedice un possibile terzo mandato, cioè ci sono dei movimenti che farebbero anche intendere la possibilità di mettere mano a questa legge per arrivare al terzo mandato. Hai ragione. Salvini è andato a Napoli, da lì ha dichiarato che lui è a favore del terzo mandato. Non sono dichiarazioni alle quali darei molta importanza. Salvini ci ha abituato a dire tutto e il contrario di tutto, anche nello spazio di poche ore, non di pochi giorni. Perché quella legge si cambi, c'è bisogno di una legge fatta e votata dal Parlamento. Attualmente esiste un tetto dei mandati, perché quando hai l'elezione diretta, anche la Corte Costituzionale ha detto ultimamente che è necessario avere un tetto dei mandati per evitare una concentrazione dei poteri nelle mani di un sindaco o di un presidente della regione per troppo tempo. È una questione appunto di bilanciamento, di equilibrio, che non ha nulla a che fare con il fatto che i cittadini hanno sempre ragione. Certo, i cittadini hanno sempre ragione, ma le regole della democrazia sono fondamentali e si basano sul fatto che ci debbano essere determinati equilibri. Quindi, perché questa legge si realizzi, non lo so, il Partito Democratico sarà contrario, e anche all'interno di Fratelli d'Italia, nonostante tante assicurazioni che vedo, non mi pare che ci sia tutta questa volontà di andare verso un terzo mandato, che nel caso di Zaia addirittura sarebbe il quarto, perché lui è lì dal 2010. Senta, andiamo un po' sul nazionale, perché le prime pagine dei giornali di oggi sono tutte su Giorgia Meloni e questo braccio di ferro con l'Unione Europea, con la critica alla BCE che insomma vuole alzare i tassi per far abbassare l'inflazione, e poi la decisione di non ratificare il MES. Come commenta quello che sta accadendo, che di fatto è un braccio di ferro, che forse da Meloni ci potremmo aspettare perché l'aveva annunciato, però fa bene al Paese? No, io non credo faccia bene al Paese. È un braccio di ferro non tanto nei confronti dell'Europa, secondo me sì, certo lo è sicuramente, ma è un tentativo di buttare un po' la palla in tribuna, ed è un braccio di ferro anche tra la Meloni e Salvini, che non vuole appunto il MES. La Meloni ha rinviato la decisione, però ricordiamoci che questo MES di cui tanto si parla è stato ratificato da quasi tutti i paesi europei, compreso dalla Germania. È un prestito a condizioni agevolate che si può pensare di attivare se se ne ha bisogno, ma può servire per gli interventi di carattere sanitario, sociale, di cui abbiamo appena detto quanto grande sia l'esigenza. E quindi è più, mi pare, una partita identitaria, con la logica di giocare in una posizione sovranista del nostro Paese, ma non mi pare che si facciano gli interessi del Paese in questo modo, e si farebbero ratificando questo trattato e utilizzandolo se ci fosse la necessità di farlo. La Meloni ha fatto molti proclami
diciamo, sul ruolo dell'Italia, ma ho visto che in Europa è anche già un po' in difficoltà. Quando Biden incontra Scholz, Macron e non la Meloni sulla crisi internazionale in Ucraina, qualcosa vuol dire, e sui conti economici l'Italia, insomma, ha tutto l'interesse che le cose vadano in un certo modo e che magari a questi interventi ce ne possono essere altri che ci aiutino, per esempio sulle questioni ambientali, sulle questioni che riguardano anche, diciamo, il recupero del nostro territorio. Per cui penso che dovrebbe avere un atteggiamento diverso in Europa, di maggiore confronto, con l'obiettivo di portare realmente qualcosa a casa per l'Italia. A proposito di interventi, la notizia di oggi è che la terza tranche del PNRR, insomma, slitta in avanti. Ci sono dei ritardi, ci sono delle colpe secondo lei all'interno, insomma, di questo governo? Guardi, io penso che la colpa principale è che il governo non crede al PNRR. Cioè non crede in una serie di interventi che erano stati pensati allora, con tanti miliardi a favore dell'Italia, per contrastare le diseguaglianze, per aiutare i giovani e le donne ad avere lavoro, per fare interventi di carattere ambientale legati alla transizione ecologica, per fare interventi di carattere, diciamo, misure di riforme necessarie, e pensiamo per esempio anche al sostegno delle imprese per la transizione digitale. Ecco, mi pare che siano tutti obiettivi che non hanno tanto a che fare con la Meloni e con la destra, perché dell'ambiente, diciamo, interessa fino a un certo punto, della lotta alle diseguaglianze territoriali e sociali anche. Quindi si è generato un certo ritardo. Il governo ha perso mesi a, diciamo, cambiare la governance, cioè chi gestisce il PNRR, mettendolo in capo alla Presidenza del Consiglio, e oggi ci sono ritardi e anche nella nostra regione si rischiano di perdere interventi, ma mi riferisco a cose fondamentali. C'è già scritto nelle carte che sono a nostra disposizione, cioè l'alta velocità, e cioè le case di comunità, e cioè una serie di interventi anche di carattere sanitario legati al PNRR. Quindi è un danno per il nostro territorio, al quale questo governo, insomma, non riesce a porre rimedio, e ormai governa da 8 mesi, quindi non si può nemmeno dire che sia colpa di chi c'era prima. Quindi un cortocircuito, lei dice, perché non c'è una reale fiducia. Poi, se non altro, appunto, è arrivato con il governo Conte, il PNRR, quindi lei dice non c'è una fiducia reale di fronte a questo programma di investimenti per il nostro paese, e i territori sono a rischio. Io dico che non c'è un'adesione convinta a quelli che sono gli obiettivi del PNRR, perché non rientra nella cultura politica della destra che è al governo. E poi dico che ci sono una serie di ritardi che si sono accumulati perché nel corso di questi mesi il governo ha preferito occuparsi di altre cose, dare risposte magari a qualche altro settore della società, e non concentrare tutte le proprie energie nella realizzazione di questo piano che, come tutti quanti sappiamo, si chiama Next Generation EU e si riferisce alle prossime generazioni, al futuro del nostro paese, e se non si realizza non è un danno per il PD o per qualche esponente politico, è un danno per il nostro paese. Temo che quando non arriveranno i soldi, se dovessero non arrivare o ne arriveranno di meno, e allora quello sarà il momento della verità per Giorgia Meloni. Quindi, insomma, ai posteri l'ardua sentenza. Segretario, grazie. Non tra molto. Non tra molto, esatto, purtroppo ai noi. Grazie Andrea Martella per essere stato con noi e aver commentato così in apertura diversi fatti importanti, notizie importanti per la nostra regione. Grazie, buona giornata. Grazie a voi, buon lavoro e buona giornata. Arrivederci. E allora noi l'abbiamo nominato Roberto Marcato con Indipendenza Veneta, che tende la mano all'assessore della Regione del Veneto, che ha ritirato a 24 ore insomma, dalla presentazione delle firme la sua candidatura per la segreteria regionale del partito.
Io ho sentito dire molti adesso che fanno dei moniti, no, verso Marcato, attenzione perché chi esce dalla Lega poi non rientrerà mai più, stai attento Roberto, eccetera. Ecco, io credo che un uomo libero debba seguire proprio il suo cuore, anche in politica. Certo, siamo umani, io capisco che uno che fa l'assessore in Regione Veneto, no, tanto per essere sinceri, rinuncia a qualcosa di importante se dovesse mai rinunciare. Ma il cuore deve essere libero anche in politica. Roberto si è sempre dichiarato indipendentista. Poi chi ci denigra ci chiama venetisti, no? Che se non ho capito bene, perché italianista significa studioso dell'Italia. Venetista lo usano tanti, anche tanti leghisti, come ad esempio il sottosegretario alla giustizia che ci definisce venetisti. E invece Roberto Marcato è innanzitutto un amico, perché nei momenti dove così ho avuto bisogno di chiamarlo anche per la sua empatia verso il popolo veneto, è sempre stato disponibilissimo. Ricordo ad esempio la battaglia per Walter Onichini, dove non ha esitato un solo istante a indossare la maglietta che noi avevamo fatto per Walter. Credo che Roberto sia diventato in qualche modo così invidiato da qualcuno, i nomi magari li mettete voi. Qualcuno ha iniziato a vedere in lui un avversario per questa sua empatia con il popolo, per questo suo linguaggio, se vogliamo, molto basico, molto popolare, che però lo fa diventare un personaggio del popolo veneto, amato dai veneti, anche per i voti che lui riesce a portare a casa. E io credo che nell'anima di Roberto ci sia sempre questa voglia di Veneto. E questo sentimento, questo leone marciano che nasce nel cuore di ogni veneto indipendentista come io e tanti altri, non c'è nella Lega di Salvini, se vogliamo essere sinceri. Poi se vogliamo giocare allora va bene tutto, però la coerenza innanzitutto in politica per noi è un valore assoluto. Non dobbiamo dire ai veneti quello che i veneti vogliono sentirsi dire per avere un voto in più, dobbiamo dire ai veneti la verità. E chi può portare avanti un'autonomia forte, non questa, uno statuto speciale e chissà mai anche l'indipendenza, come auspichiamo noi, deve farlo perché lo sente dentro, come, non dico come una missione, ma perché crede che questa sia la strada giusta, a prescindere dal potere politico che si ha in questo momento. Altrimenti la politica diventa una specie di merchandising, di mercimonio, come volete chiamarlo, no? Dare e avere, solo e meramente un discorso economico e non ci interessa. Io credo che Marcato sia un uomo che può fare la differenza adesso, che può incardinare così anche i veneti a seguire una strada diversa dalla politica italiana, perché oggi il Veneto ha bisogno di un partito territoriale che si occupi esclusivamente dei problemi del Veneto. Il vostro rapporto con la Lega e se ci sarà magari un rapporto diverso con Stefani? Ma io ho sempre un bel rapporto con tutti, devo dire che anche con Alberto Stefani, persona che stimo, che è una persona seria, posso a livello personale. Certamente il giudizio politico è diciamo che così stiamo percorrendo due strade che sono diametralmente opposte, se vogliamo. Adesso voglio dire, il Salvini di turno che 5 anni fa diceva che il ponte sullo stretto era uno scandalo che sarebbe andato in mano alla mafia, eccetera, e il Salvini di oggi che come ministro dei trasporti dice che è l'unica opera che bisogna fare assolutamente per l'Italia, ecco, queste cose qua non le sopporto. Michele Favaro, segretario Indipendenza Veneta, allora avete sentito un po' a corredo del ragionamento che è stato fatto anche prima con il segretario regionale del Partito Democratico Andrea Martella. Lasciamo da parte per un attimo la politica, torniamo sulla cronaca. In apertura siamo andati a Conegliano, dove in questo momento il RIS di Parma è sulle tracce di chi potrebbe aver ucciso Margherita Ceschin. Benvenuto Christian Demma, Associazione Furti in Corso, fondatore e anima dell'associazione. Grazie per essersi collegato con noi. Buongiorno Christian.
Buongiorno, grazie a voi. Allora, stiamo raccontando di questo caso di cronaca e in questo momento il RIS di Parma sta cercando di capire come i malviventi si sono introdotti a casa della donna, perché quello che è certo è che la donna non ha aperto la porta di casa ai suoi assassini. Esatto. Pare che proprio insomma complice il caldo ci fosse una porta finestra aperta nel terrazzino della donna e che la macchina della donna fosse parcheggiata proprio sotto al terrazzino e quindi i malviventi potrebbero essere saliti sopra la macchina per poi utilizzarla come dire, scala per come arrivare. Scala di fortuna. Come scala. Allora, questo è un modus operandi che voi di Furti in Corso conoscete benissimo. È corretto? Sì, esatto. Allora, qui c'è stato ovviamente l'epilogo più triste e grave che potesse esserci, no? Ma è una cosa che noi diciamo sempre, no? Di non lasciare le finestre aperte, soprattutto anche in fase estiva, no? Perché tanti dicono ma così asciugo un po' i muri, lascio passare un po' d'aria, evito di attaccare il climatizzatore. Tutti questi comportamenti che sono banali, che facevano parte della nostra vita di tanti anni fa, io continuo a dire che non possono più esistere, che vogliamo metterci il cuore in pace o meno, ma non può più essere. Io passeggiando e andando in giro per le strade di tutti i nostri paesini vedo ancora tantissime scale messe fuori, appoggiate, perché tanto, scusate il termine ma è veneto, domani mi serve, da fare un mestiere, no? Come si dice sempre. Purtroppo quella scala lì è un regalargli un aiuto a chi può venire su e entrare facilmente in casa e coglierci di sorpresa. Quindi io sono rimasto scioccato dalle parole ieri l'altro mi pare, di Marco Martano, che diceva è un episodio che poteva toccare a tutti. Mi auguro di no. Nel senso che una frase così va contestualizzata e non buttata lì, perché sennò crea un panico, uno scatenarsi di ansia incredibile, perché può capitare a tutti, assolutamente no. Insomma, siamo abituati ai furti, ma non sono questi i casi, e questa è veramente una cosa dove ci saranno delle indagini che porteranno a qualcosa. Quindi esiste una prevenzione che si può fare assolutamente, comportamenti da tenere adesso in estate, dove insomma si esce alle 6 per andare alla sagra, mangiare un gelato e soprattutto nei quartieri si tende a sentirsi abbastanza sicuri, insomma, perché si conosce, no, chi gira in quartiere. Ma sì, io prendo l'esempio proprio di Roncade, se mi permetti, di ieri l'altro, no? È successo un fatto in via Sarocco, avete spiegato benissimo anche ieri, che la sera hanno fatto fuori un po' di macchine e poi hanno tentato anche delle case. Quindi questo cosa comporta? Ma sono passati, vuoi che passino anche domani? Perché nella testa delle persone funziona anche così, no? Dice ormai sono passati, sono più tranquillo. No, fatalità, il giorno dopo, 4:30 di pomeriggio, pieno sole, gente con la moto, passamontagna, vanno a vedere le case. Quindi c'è ancora questo buonismo, ma sì dai, lascio, vuoi che chiudo il cancello, tengo a porta aperta per 2 minuti che vado a mangiare il gelato, come dicevi giustamente tu, vuoi che succeda qualcosa? Sì, ci stanno dietro, loro ci guardano, sanno le nostre abitudini. Si deve dire questa cosa perché non è più un tabù, perché sembra che non si possa dire per creare agitazione, ma in realtà lo sappiamo, l'ha detto anche ieri l'altro per il venditore di piantine, no? Scusa se mi permetto, ma il venditore di piantine di ieri l'altro, noi 2 anni fa su Furti in Corso c'eravamo un venditore di piantine a Carbonera. Abbiamo alzato un polverone perché chiedevamo a mani tese andate a controllare questo venditore di piantine. Ci hanno risposto tutti, ma è un venditore di piantine, cosa vuoi che faccia? Anzi, state esagerando di zelo, no? Un eccesso di zelo. Alla fine adesso viene fuori che chi di dovere dice occhio ai venditori di piantine che controllano il territorio. Cioè, mai banalizzare su una segnalazione, è quello che va detto, cioè è veramente le cose più semplici aiutano i carabinieri e la polizia a darci una mano. Ecco, Furti in Corso sta diventando davvero un portale in cui le segnalazioni possono diventare importanti. Intanto esiste un trend che lei ha potuto leggere in quest'ultimo periodo estivo di spostamenti delle bande nella provincia di Treviso? Cioè è possibile attraverso i messaggi che vengono postati in Furti in Corso leggere un trend? Allora sì, normalmente questo in inverno lo si riesce proprio a fare, tanto che ormai io dico sempre se ci chiamassero ogni tanto riusciremo a dargli una mano anche di più, perché veramente è anni che vediamo in inverno le zone come si spostano e seguono quasi sempre uno schema. Quest'anno per assurdo Roncade era saltato. E infatti a me tornava strano, ho detto ma quasi quasi si riprenderanno dopo e infatti adesso si sono ripresi. Però riusciamo un po' a capirlo, no? Da Roncade si sono spostati di l'altro in un minuto con una moto a Monastier, no? Quindi si stanno più buttando sulla parte di qua del Piave, no? In inverno hanno fatto man bassa dall'altra parte, adesso si comincia di nuovo di qua.
si riesce a fare un po' quel disegno molto semplicemente con un paio di strumenti che anche il Facebook stesso mi dà una mano, ma si può fare, anche con le segnalazioni private mie che mi danno. E senta, poi c'è anche un altro fenomeno interessante, no? Lei diceva a volte il numero dei furti sul territorio è sottostimato perché le persone insomma rinunciano a denunciare. Perché questa rinuncia anche di fronte a soli tentativi di scasso? Ma allora ci sono vari motivi, i principali sono quelli di ma non mi prendo una giornata intera per fare la denuncia, perché alla fine ci rimetto una giornata di lavoro e tanto non sono assicurato e quindi cosa serve fare la denuncia, e l'altra è che comunque sanno anche che purtroppo anche facendo la denuncia in realtà poi questi malviventi, non avendo una pena certa, possono fare tutto ciò che vogliono, perché ormai ahimè è diventato veramente il paese dell'assivismo totale a livello di leggi, no? Quindi questo sta portando a sempre meno denunciare. Poi è anche vero che le stazioni, soprattutto carabinieri perché sono più presenti nel territorio, sono talmente sotto organico che anche per prendere la denuncia c'è bisogno di prendere un appuntamento, e la gente non tutta riesce a organizzarsi al lavoro per poter fare una denuncia, e quindi si lascia stare, sì, ma cosa vuoi, mi hanno rotto qualcosa, non importa, va bene lo stesso. Questo porta a un disastro, perché poi vediamo le nostre statistiche, come dico sempre io, che sembra che viviamo nel paese delle fate, e in realtà la percezione e anche la realtà non è assolutamente questa, quindi è molto grave la situazione della mancanza di denuncia. E anche sulle truffe, scusami se mi permetto. Come si difendono i cittadini? C'è stato, secondo lei, un boom di acquisto di allarmi, di apparecchi? Cioè, i cittadini poi di fatto come intervengono, visto che, come dice lei, i tempi sono cambiati? Allora, il boom di allarmi ve lo posso dire proprio con certezza matematica, perché ovviamente per il mio lavoro ufficiale vedo l'attivazione di queste SIM allarme, e quindi ne facciamo 20-30 al giorno, quindi vuol dire che c'è veramente in un paesino piccolo, che facciamo anche tutti i paesi limitrofi, ma vedo che veramente c'è un incremento esponenziale di questi sistemi di allarme. Poi dall'altro punto di vista c'è anche un incremento di richieste, diciamo, un po' più borderline, no? La classica pistola a peperoncino, piuttosto che quella a salve, piuttosto che quella a pallini di piombo e via dicendo, che mi stanno chiedendo tutti, quindi si sta anche trasformando in qualcosa che vorrebbe sfociare in una pericolosa violenza domestica, nel senso che mi difendo da solo perché non mi difende nessuno, che è quello sempre che noi diciamo di non fare e di chiamare le forze dell'ordine. Però questo sta succedendo, la rabbia è a livelli storici forse al massimo possibile. Senta, un'ultima battuta, no? Prima si diceva, anche adesso con la riforma Cartabia, la notizia era esplosa a Venezia, dove i borseggiatori sono parecchi e a causa della riforma Cartabia poi di fatto restano impuniti, perché magari il turista viene derubato e non torna per denunciare. Poi un'altra riforma sulla quale si è discusso molto è quella dell'abolizione dell'abuso d'ufficio. Io so che lei in Ordio lo conosce bene. Cosa ne pensa? Io lo dico pubblicamente, sono uno tra i più grandi delusi del nostro nuovo ministro, perché in realtà cancellare un codice che, ricordiamoci, lo chiamiamo com'è, il 323 del codice penale, quindi eliminarlo, un abuso d'ufficio, ci diceva che stava lavorando per darci qualche novità. La novità è togliere un reato? No, questo non è una novità. È vero che si snelliscono i palazzi di giustizia e via dicendo, ma non può essere una soluzione togliere reati, l'abbiamo già visto, lui doveva rivedere la Cartabia perché dava un po', almeno un briciolo di senso di giustizia in più, evitare queste situazioni che l'abuso d'ufficio, ricordiamoci, ha fatto contento sicuramente tutti i sindaci d'Italia che glielo chiedevano, perché in certi casi gli impediva di fare dei lavori, ma in realtà ha aperto la porta a delle cose micidiali. Cioè io dico sempre, spieghiamogli le leggi come sono. Il classico svelare le tracce di un concorso pubblico è un abuso d'ufficio, quindi da domani sarà possibile? Sono quelle cose che veramente io non riesco a capacitarmi. Noi chiediamo giustizia ai cittadini e dall'altra parte libera tutti. Dove andremo a finire se questo è il trend di giustizia? Succederà qualcosa che non deve succedere, perché poi veramente la gente ha una sfiducia totale in tutto. È quello che lei percepisce, no? Perché insomma il suo è un gruppo social e i social, come dire, ai social si partecipa anche con la pancia.
Ma certo, esatto. Allora, lì il social, ovviamente io devo cancellare talmente tanti post perché sennò penso che sarei con una casetta in legno in fianco alla questura per quello che scrivono. Però in realtà quello che si vede è proprio quello, cioè ad oggi abbiamo, non è, attenzione, io specifico, non è la mancanza di fiducia nelle forze dell'ordine, che quella c'è sempre, è una mancanza di fiducia nella macchina della giustizia, che è ben diverso. Quindi ovvio che io dico, i ragazzi fanno quello che possono, tanto poi li rimettiamo fuori. E non hanno neanche modo a volte di riuscire a, scusate il termine, incastrarli su certi reati perché non gli danno il via libera. Quindi ovvio che la gente sta crescendo sempre di più la voglia di dire, ma io non vi chiamo neanche più, mi arrangio io. Cioè, mi arrivano e su questo io a breve farò veramente, magari con la vostra collaborazione, 2 parole su una situazione che può svoltare la pagina su questa situazione qua, perché anche il cittadino può fare molto molto di più dando una mano attivamente alle forze dell'ordine. Allora Cristian, ci diamo appuntamento a breve, insomma. Assolutamente sì, volentierissimo. Grazie per essere stato con noi, Cristian Dema, Furti in Corso, arrivederci. Grazie Cristian, arrivederci. Noi dobbiamo andare in pubblicità tra pochissimo, pochi secondi, e poi al comando di Polizia Locale di Treviso per raccontare come in questa estate, che insomma si sta rivelando un'estate in cui gli episodi di microcriminalità ci sono, come la Polizia Locale sta potenziando i controlli e come gestirà anche le tante manifestazioni che sono attese in città. A tra poco. Eccoci come sempre in diretta, buongiorno e ancora ben ritrovati. Stiamo parlando di prevenzione, parliamo di furti, siamo partiti con il caso di Conegliano con la nostra Edi Kaliman in diretta, e oggi andiamo a raccontarvi come nel comune di Treviso si sta organizzando la polizia locale per affrontare questa estate. Quindi do il benvenuto al comandante Andrea Gallo. Buongiorno comandante. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Allora, insomma, diversi fatti di cronaca più o meno gravi sul territorio. C'è un'estate alle porte con feste, sagre, insomma le temperature ancora molto calde, quindi le persone magari, come abbiamo potuto vedere, lasciano porte e finestre aperte. Ecco, come vi state muovendo voi per garantire il controllo del territorio in un'estate che di fatto è appena iniziata? Sì, effettivamente è un'estate appena iniziata, ma non è un'estate di relax, in quanto ci sono varie iniziative, abbiamo concerti, abbiamo una festa molto importante che inizierà tra pochi giorni. Ricordiamo che il 15 di luglio scatterà per l'appunto Suoni di Marca, quindi avremo anche delle serate con dei cantanti di forte richiamo anche per giovani e giovanissimi, per cui il comando sta già predisponendo i servizi appositi per garantire non solo la viabilità ma anche per garantire quei controlli che devono essere indispensabili soprattutto in occasione di queste feste. Ricordiamo infatti che il comando sta già organizzando, ha già iniziato dei servizi notturni per i controlli stradali. Anche nell'ultimo controllo svoltosi la settimana scorsa, 3 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, 1 patente ritirata per la velocità, e quindi diciamo questo lavoro che si pensava diminuire durante l'estate invece c'è un surplus ulteriore di lavoro dovuto a feste e queste occasioni di ritrovo con centinaia di persone, anzi direi migliaia, che ci aspettiamo per Suoni di Marca. Quindi in questo caso garantire l'ordine e la sicurezza, ma anche gestire proprio il grande flusso di auto che arriveranno. Io ricordo un episodio di cronaca gravissimo che ci fu, si ricorda quell'incidente stradale quando ci fu i concerti nella zona, diciamo, del mercato ortofrutticolo di Treviso, e erano concerti, se non sbaglio era l'Home Festival, erano concerti che davvero richiamavano tantissime persone a Treviso, e quindi c'era anche una grande di traffico e di persone, biciclette, un andirivieni da gestire. Ecco, quindi sarete anche su questo. Certo, la viabilità sappiamo essere una materia che la Polizia Locale affronta quotidianamente. Nello specifico, ripeto, Suoni di Marca è una grande occasione di ritrovo e, come dicevo poc'anzi, è un'occasione in cui verranno a Treviso veramente migliaia di persone. La città è pronta ovviamente a ricevere questo tipo di manifestazione. L'organizzazione ormai è storica, quindi sa perfettamente come funzionano le cose e le problematiche che dobbiamo affrontare, quindi il comando metterà a disposizione il maggior numero di agenti. In alcune occasioni saremo anche oltre 30 persone in servizio, proprio per garantire non solo la viabilità,
la fluidità della circolazione e anche la sicurezza di chi sceglie Treviso per divertirsi d'estate. Quindi metteremo in campo tutte le forze disponibili, sapendo che è estate anche per il comando di polizia locale e quindi molti agenti saranno anche in ferie, però diciamo il senso di servizio, di abnegazione del comando farà in modo che ci saranno anche dei servizi straordinari per garantire sicurezza, viabilità e soprattutto controlli stradali, proprio per evitare quelle situazioni tragiche che lei ha ricordato poco fa. Ecco, senta, questo potenziamento, no, dei controlli è un potenziamento che di solito viene messo in campo, diciamo, da ottobre in poi, no, con l'affacciarsi dei mesi invernali. Quindi lei ci sta dicendo che verrà garantito anche durante l'estate? Beh, poco fa è intervenuto il signor Demma, con cui sicuramente nei prossimi giorni avremo dei contatti, perché ci siamo già incontrati a maggio per stabilire una sorta di collaborazione con questo gruppo di cittadini che raccolgono veramente migliaia e centinaia di segnalazioni contro i furti. Il comando, come d'altra parte tutte le forze di polizia, è impegnato in primo piano anche durante l'estate per prevenire questi tipi di episodi di furti, di reati. Pertanto abbiamo deciso, in accordo con il sindaco, di continuare i controlli anche di quartieri, soprattutto nelle ore serali e pomeridiane. Questo per incrementare anche la percezione di sicurezza nei confronti dei cittadini. Quindi a ottobre sicuramente, quando registriamo un incremento notevole di furti nelle abitazioni, però non dimentichiamo che d'estate vengono, come dicevate voi giustamente prima, lasciate aperte le finestre, le persone escono per andare alla sagra, escono per mangiarsi il gelato, ma proprio in quei momenti lì ci sono i ladri che aspettano di vedere la casa aperta per entrare e in pochi minuti mettono a soqquadro la casa e quindi ovviamente rubano tutto quello che è possibile rubare in pochi minuti. Senta, lei ha parlato dei quartieri, uno strumento importante che ha preso piede ormai da diverso tempo è quello di controllo di vicinato. Come sta andando? E è coperta tutta, diciamo, tutti i quartieri di Treviso sono coperti da questo controllo di vicinato? Sì, diciamo che Treviso non ha mai abbandonato questo servizio, che è importantissimo, perché, come dico spesso, il primo sistema di videosorveglianza è proprio l'occhio umano, quindi l'occhio del vicino, e il servizio appunto che è stato attivato ormai anni fa del controllo di vicinato è importantissimo. Tutti i quartieri hanno un proprio referente, tutti i quartieri hanno un proprio gruppo e proprio lunedì prossimo ci sarà in comando un nuovo gruppo che partirà, ripeto, la settimana prossima, un gruppo che si è formato da pochissimi giorni qui vicino a Fiera. Quindi questo significa che il cittadino vuole collaborare con le forze di polizia, vuole collaborare con la polizia locale, per cui è importantissimo per l'appunto che i residenti aprano bene gli occhi quando i vicini vanno in ferie e quindi il rapporto tra i vicini di casa deve essere continuo. Perché, ripeto, ci sono i ladri che non aspettano altro di vedere o la cassetta delle poste piena di corrispondenza per capire che in quella palazzina ci sono ad esempio degli appartamenti che sono sguarniti perché i proprietari sono andati magari alla casa al mare o in montagna. Quindi importantissimo anche queste forme di prevenzione. Senta, alcuni giorni fa, forse ieri, ci sono state delle dichiarazioni che sono apparse sul giornale dei dipendenti, andiamo in centro storico a Treviso, zona PAM, delle dichiarazioni che forse avrà letto anche lei, dei dipendenti del PAM che dicevano di non sentirsi sicuri. Purtroppo si torna a parlare di quel quadrante del centro storico di Treviso, sul quale voi peraltro avete già fatto molto. Ha letto, come commenta e se sì, verranno presi dei provvedimenti? Sì, naturalmente ho letto questi tipi di dichiarazioni. Nei prossimi giorni abbiamo già fissato degli incontri con i rappresentanti del PAM, in modo particolare chi gestisce la sicurezza, perché il comando di polizia locale dal 1° di gennaio ad oggi ha effettuato ogni giorno dalle 2 a 3 ore di servizio apiedato proprio in quelle zone lì. Stiamo parlando di oltre 400 ore di servizi appiedati, stiamo parlando di oltre 40 verbali nei confronti di persone che abusano di alcol in quella zona lì, però è necessario che anche la direzione del PAM ci dia una mano, perché questi fatti che sono avvenuti all'interno del supermercato dimostrano che la sicurezza è garantita magari all'esterno, ma all'interno bisogna incrementare ulteriormente questa sicurezza. Quindi attraverso che cosa? Attraverso ad esempio la vigilanza privata, quindi chiederemo a PAM di mettere a disposizione una vigilanza privata ogni giorno, non solo nel fine settimana come succede ad esempio da settembre fino a giugno,
ma chiediamo uno sforzo in più. Questo perché? Perché il comando sta veramente facendo il massimo per garantire questi tipi di percezioni di sicurezza, perché ovviamente i dipendenti parlano di una percezione di sicurezza, perché effettivamente i fatti gravi non sono avvenuti, però è importante agire anche sotto questo profilo. E anche perché tra l'altro ci sono tante le telecamere che sono state posizionate. Treviso forse è una delle città che ha più telecamere, più occhi elettronici, no? Tra centro e quartieri, se non sbaglio. Voi avete investito molto. Certo, guardi, Treviso ha oltre 200 telecamere, tra quelle fisse, mobili, DOM, quindi è sicuramente una città molto ben videosorvegliata. Dobbiamo continuare su questa linea perché gli occhi elettronici, oltre a quelli umani che sono assolutamente determinanti, ci aiutano a rendere una città sempre più sicura. Tra l'altro nel giro di qualche settimana avvieremo l'iter per una nuova gara, per altre 50 telecamere, cercheremo di mettere i lettori targhe in tutti gli ingressi e uscite di Treviso. Questo significa che quando qualcuno entra nella città di Treviso viene comunque in qualche modo registrato, ovviamente nel rispetto di quelle che sono le normative sulla privacy. Però è importantissimo continuare su questa strada. Ringrazio peraltro, visto che ne ho parlato, il PAM, perché il PAM ha messo a disposizione, oltre che le telecamere interne, anche una telecamera in quel posto. Ricordo che tra via Fiumicelli, via Zorzetto, tutta quella zona di Giardini Sant'Andrea abbiamo almeno una decina di telecamere, quindi la zona è veramente presidiata e questo ci dà la possibilità anche di trovare nel giro di pochissimo tempo i responsabili di eventuali furti o reati che sono stati perpetrati. Grazie comandante, è stato chiarissimo, buon lavoro ovviamente per questa estate che vi aspetta, che ci aspetta. Insomma, come ricordava lei, sono tantissimi gli eventi organizzati a Treviso, Suono di Marca il più grande, lo ricordo, sulle mura, si parte il 15 di luglio, quindi insomma anche qui un grande dispiegamento di forze per il suo comando. Grazie per essere stato in nostra compagnia. Grazie a voi, buon lavoro. Arrivederci, arrivederci. Andrea Gallo, comandante della polizia locale di Treviso. Noi di sicurezza continuiamo a parlare, andiamo a Padova, questa volta città del Santo, con l'assessore Diego Bonavina. Buongiorno assessore, grazie per essersi collegato con noi. Buongiorno, grazie a voi, buongiorno a tutti i telespettatori, grazie. Allora, sentito, eravamo in collegamento con il comandante della Polizia Locale di Treviso, parlavamo dei grandi eventi dell'estate, della sicurezza, della prevenzione nei furti, perché insomma con l'estate alle porte le persone lasciano aperte magari le finestre, le porte finestre una volta in più e quindi insomma ecco, sono comportamenti che fanno gola ai ladri. Padova non è da meno, anzi voi avete una mole di grandi eventi molto importante per tutta l'estate. E quindi anche qui immagino un grande dispiegamento di forze per mantenere l'ordine, la sicurezza, gestire la viabilità. Insomma, l'estate di fatto per voi rappresenta un grande lavoro dal punto di vista della sicurezza del territorio. Sì, assolutamente, e certamente da un certo punto di vista ne siamo felici di dover affrontare queste problematiche, perché insomma che Padova sia una sede di grandissimi concerti, di grandissimi eventi, di iniziative che tendono a portare in città tantissime persone, quindi con l'indotto che questo crea, con quel prossimo fine settimana il 98% delle strutture è occupato grazie alla presenza del concerto dei Rammstein, e questo per i 2 giorni precedenti e i 2 giorni successivi. E quindi da questo punto di vista siamo sicuramente contenti. Abbiamo, grazie alla collaborazione tra la Polizia Locale, la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, abbiamo un format che è abbastanza consolidato, perché sono anni che a Padova si svolgono concerti, c'è un grande dispiegamento di forze. Nel prossimo fine settimana, in vista appunto di questo concerto allo Stadio Euganeo, avremo solo di agenti della Polizia Locale, ne avremo 110 in circolazione, e da questo punto di vista cerchiamo di garantire il massimo della sicurezza, il massimo della tranquillità per la viabilità, anche se ovviamente eventi da 45.000 persone allo Stadio Euganeo è chiaro che un impatto sul traffico sicuramente c'è. Ne approfitto solo un secondo per dire che non è necessario andare a parcheggiare ovviamente sotto lo Stadio Euganeo, ci sono anche i parcheggi a Limena, ci sono i parcheggi scambiatori con il servizio navetta che è messo a disposizione gratuitamente, per cui
ecco, ci sono tante possibilità per arrivare allo Stadio Lugano. C'è stato anche il concerto di Marco Mengoni, adesso che mi viene in mente, anche lì insomma l'unico problema di fatto, se c'è stato un problema, era quello legato alla viabilità. Insomma, evidentemente l'anello delle tangenziali è quello, e quindi... Sì, però mi piace sottolineare il grande lavoro fatto dalle forze dell'ordine, perché il concerto è finito alle 11:15 e a mezzanotte e mezzo la polizia locale ha finito di lavorare, quindi tutto sommato, devo dire, in un'ora riuscire a smaltire 40.000 persone è stato un ottimo lavoro. Senta, in tema di sicurezza, no? Un altro grande tema è quella della Movida. Adesso avete presentato l'ordinanza, è il tema della Movida che scalda molto la città del Santo. Per garantire la sicurezza, diciamo, di fronte a una Movida che può essere movida anche selvaggia, qual è la vostra ricetta? Ma la ricetta non c'è una soluzione, non c'è un rimedio unico che possa garantire il fatto che Padova sia una città accogliente, piena di eventi, con la tranquillità richiesta dai residenti, quindi una soluzione non c'è. Noi ne abbiamo messe in campo tantissime, mi piace sottolineare e riprendere le parole del Questore che per quanto riguarda l'ordine pubblico dice che la Movida che c'è a Padova non rappresenta un problema di ordine pubblico, rappresenta un problema per quanto riguarda la tranquillità dei residenti. Allora, noi abbiamo fatto tantissime cose, cioè dall'ordinanza che vieta l'acquisto di bevande alcoliche dopo le ore 20, quindi da asporto nei supermercati, nei bar e quant'altro, proprio per evitare che i ragazzi, questa era una cosa abbastanza normale, i ragazzi comprassero le bevande al supermercato alle 10 di sera e poi si portassero in strada a bere e magari creare anche del degrado, perché magari lasciavano le bottiglie così in giro. Adesso abbiamo fatto quest'ultima ordinanza nella quale vietiamo l'utilizzo di tutti quegli strumenti che fanno emissioni sonore, che possono essere collegate a un Bluetooth, per esempio, quindi con casse, con altoparlanti. Diciamo che la musica è già regolamentata, quella che esce dai locali pubblici. Non è regolamentata quella che viene fatta dai ragazzi per la strada. Ecco, interveniamo anche su quello proprio per consentire, per evitare la possibilità di avere queste magari la musica un po' alta che può effettivamente disturbare. In realtà il disturbo che c'è qui nelle nostre piazze di Padova è il fatto che ci sia tantissima gente, e anche da questo punto di vista abbiamo messo in piedi tutta una serie di eventi nei parchi, abbiamo cercato di delocalizzare la cosiddetta Movida e abbiamo tanti spazi a Padova dove effettivamente i ragazzi si ritrovano. Questo sta dando un po' di sollievo alle piazze storiche, quindi il Portello, Piazza dei Signori, dove normalmente si raggruppavano i ragazzi. Però ribadisco, tante rimedi, ma non c'è una soluzione unica. Bisogna agire su più fronti. Un altro tema che mi preme, visto che l'abbiamo qui con noi, è quello della gradinata a Piani. Abbiamo anche delle immagini di quello che accadde, perché se non sbaglio sono ripresi i lavori di demolizione della gradinata dopo insomma quello che era accaduto. È corretto? Quali sono ora i tempi per la demolizione? Beh no, i lavori non si sono fermati per questo incidente purtroppo bruttissimo e che per fortuna non ha creato nessun tipo di conseguenza se non il vetro della macchina, e siamo molto felici che sia la mamma che la figlia che erano all'interno dell'abitacolo non abbiano subito conseguenze, e ne approfitto per mandare il mio saluto a entrambe. I lavori si erano fermati perché purtroppo la gradinata vecchia com'era, quando sono iniziati i lavori di smantellamento, purtroppo è stato riscontrato dell'amianto, la presenza di amianto, quindi sono state fatte tutte le verifiche del caso, le bonifiche. Adesso finalmente abbiamo finito questo lavoro,
Ieri abbiamo abbattuto la Torre Faro che era lì in bella mostra sulla curva della Piani, e adesso si prosegue, si abbatterà completamente la gradinata e dopo inizieranno i lavori di riqualificazione e di ricostruzione. Che tempi ci sono, così giusto per così aggiornare i cittadini? Secondo il cronoprogramma noi dovremo finire l'abbattimento per settembre e poi per novembre dovremo cominciare i lavori di ricostruzione. Vogliamo ricordare ai telespettatori che cosa diventerà poi questa zona che di fatto è nel cuore della città? Sì, sicuramente sarà, chiaramente sono anche assessore allo sport. Esatto. Ho giocato nel Padova e quindi un po' di cuore alla Piani sicuramente ce l'ho, però la Piani non era più, viste le attuali normative, non poteva più ospitare delle competizioni di carattere nazionale per via appunto delle nuove norme sulla sicurezza, e quindi abbiamo ritenuto di abbattere questa gradinata, di ricostruirla con un terrapieno, creare 300 posti all'interno per attività sportive sicuramente, ma anche attività culturali, per attività ricreative, per far vivere veramente la Piani, mentre all'esterno ci sarà lo sterminamento anche del canale Licorno, con una passeggiata sia pedonale che con una pista ciclabile, con la riduzione della carreggiata. Riteniamo che sarà un punto di accesso molto bello al Prato della Valle, a tutta la città. Grazie Assessore Bonavina per essere stato con noi. Abbiamo approfittato della sua presenza per i suoi vari assessorati, toccando il tema della sicurezza e quello dello sport. Grazie per essere stato in nostra compagnia. Grazie a voi, buona prosecuzione. Grazie. Arrivederci. E allora l'abbiamo nominata l'ordinanza anti-Movida, l'abbiamo nominata con l'assessore. Allora adesso ci colleghiamo con la nostra Valentina Visentin, perché è un'ordinanza che in qualche modo, come tutte le ordinanze del resto, ha i suoi pro e i suoi contro e di fatto crea come sempre delle reazioni. Allora Valentina, buongiorno, siamo da te. Buongiorno da Padova, da Piazza dei Signori, il cuore della Movida. Siamo qui ovviamente per sentire le posizioni dei residenti dopo l'ordinanza firmata ieri dal sindaco Giordani, che sostanzialmente vieta la musica dopo la mezzanotte. Quest'anno è stato incluso anche il divieto di utilizzare le casse collegate via wifi agli smartphone, una misura, una ordinanza che è stata firmata anche quest'anno e che vale per il periodo estivo. Qui con me c'è Paola Lincetto, referente dell'associazione Stop Degrado Padova, che è sempre attiva sul tema della Movida. Questa ultima ordinanza del sindaco Giordani vi convince rispetto a quelle dell'anno scorso? Supponiamo che sia, anzi lo è, una ordinanza fotocopia di quelle che erano in vigore già l'anno scorso. Il problema qual è? L'atto di per sé è positivo, aggiunge un ulteriore tassello a quella che è tutta la gamma delle norme, delle leggi che ci dovrebbero sulla carta tutelare da questi problemi. Ma se poi non vengono effettuati i controlli, se poi quando il cittadino che ha la gente che suona e canta sotto casa chiama le forze dell'ordine e le forze dell'ordine, come è successo anche questa notte, non possono uscire prima di un'ora, non hanno l'auto disponibile, a cosa serve l'ordinanza? A nulla. Come sta andando questo inizio d'estate? Ci sono anche gli istituti operativi, dal punto di vista dei residenti come sta andando? Allora, devo dire che qui nelle piazze, nel centro storico, le cose stanno andando relativamente bene, quindi può capitare la serata, la nottata col disturbo, ma diciamo che in linea generale quest'anno la situazione è abbastanza positiva. Il disastro sta succedendo al Portello, soprattutto perché, e qui ritorniamo all'ordinanza, va bene vietare al singolo o ai gruppi di singoli di disturbare, ma se ci sono 3-4 iniziative in contemporanea, con la musica a tutto volume, il Parco della Musica, con la Golena a San Massimo, col Pride, coi Navigli, tutti che suonano insieme,
È chiaro che nelle case vengono misurati 80 decibel di rumore e l'ordinanza, come ripeto, non è che un piccolo tassello in un mare magnum di una situazione che non è per niente positiva. Ecco, come residenti ha parlato di decibel, continua la vostra battaglia per chiedere che vengano messi dei fonometri per la rilevazione del rumore, insomma, dell'inquinamento acustico. Da quello che abbiamo capito come associazione, il sindaco Giordani non vuole assolutamente saperne nulla, è una sua posizione personale, non vuole questi fonometri, non vuole fare queste rilevazioni e quindi come residenti appartenenti a questa associazione adesso stiamo vagliando alcuni preventivi anche di tecnici del suono per vedere se, non in continuo chiaramente perché sarebbe un costo troppo elevato, ma magari in serate individuate come particolarmente critiche, riusciamo a farle noi in qualche modo queste rilevazioni in modo da avere dei dati ufficiali e giurati che possono dimostrare qual è la situazione realmente. E allora ringraziamo Paola Lincetto per essere stata in nostra compagnia, per la sua testimonianza. Da Piazza dei Signori è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Valentina Visentin. Allora noi da Padova torniamo nella Marca trevigiana. Avete sentito prima, ci siamo occupati del tema della sanità con la denuncia dei sindacati che parlavano di liste d'attesa e in collegamento con il segretario regionale del Partito Democratico si parlava anche di tanti temi legati alla sanità, come ad esempio quello della salute mentale, della necessità di poter lavorare sul territorio in maniera capillare per dare una risposta ai cittadini. Allora noi, visto che parliamo di territorio, apriamo questo nuovo spazio in cui parleremo di dipendenze e non solo, ma parleremo del grande lavoro delle cooperative sul territorio. Allora vi presento Luca Sartorato. Buongiorno Luca, buongiorno. Presidente di Chase, Chase che insomma, ormai compie 40 anni, quindi ha una storia profonda, una storia radicata e ne parleremo tra poco. E poi c'è Sara Mestriner che è presidente di Erga, buongiorno a tutti. Un'altra cooperativa che invece di anni ne compie 25. Il Chase, centro di solidarietà, di fatto è partito con delle famiglie che hanno chiesto aiuto alla Chiesa, ai presidi ecclesiastici sul territorio perché si sono ritrovati ad avere a che fare con i problemi delle dipendenze ed erano 40 anni fa, quindi strutture organizzate che si occupavano, gestivano, curavano le dipendenze non esistevano. Allora con Chase, Luca, voi avete compiuto 40 anni e con il vostro lavoro voi fate diagnosi, prendete in carico, avete delle strutture residenziali e semiresidenziali, affrontate il tema delle dipendenze e non solo, anche il tema della salute mentale. Allora, quanto difficile è però lavorare sul territorio di fronte, accanto alle persone più fragili e quanto lo è stato ad esempio dopo questi 3 anni di Covid? Beh, lo è molto, è una situazione comunque complessa, la tossicodipendenza è una problematica complessa. Ecco, ci teniamo a precisare che noi ci occupiamo di dipendenze ovviamente patologiche, ecco. E in qualche modo le persone che apprestano ad entrare nei nostri servizi sono persone che hanno delle difficoltà notevoli rispetto all'abuso di sostanze. Quanto è difficile oggi la situazione, diciamo, fortunatamente post-Covid? Beh, è molto complessa. Primo perché il fenomeno della dipendenza è un fenomeno che dal 1983 ad oggi è molto cambiato. Un tempo erano alcune sostanze che in qualche modo erano presenti nel mercato, oggi nel mercato a disposizione dei nostri giovani purtroppo sono molte e a un costo basso e quindi sono molto in qualche modo appetibili e questo crea tutta una serie di disagi, di difficoltà anche nella tipologia di intervento. Allora, vedo tra l'altro collegato, vediamo se riuscite a mettermelo in onda, Luciano Schillacci, che è presidente delle FICT, che sono di fatto tutte le comunità terapeutiche d'Italia. Intanto Luciano, grazie per esserti collegato con noi. Ci senti? Buongiorno. Eccoci. Buongiorno, sì, vi sento. Sì, buongiorno. Allora un passaggio veloce perché appunto so che sei con il cellulare, ti abbiamo preso per i capelli perché avevi un convegno. Luciano, voi avete incontrato come FICT il governo, di fatto anche la Presidente del Consiglio quest'anno a margine della giornata mondiale della lotta alla droga e in questo caso la presenza della politica che segnale dà secondo te? E poi, quali sono le dimensioni del fenomeno oggi?
Ma allora, intanto c'è da dire che sembrerebbe quest'anno, dopo diversi anni di fatica, di silenzio intorno a questo mondo, a questo settore, a questo enorme problema che riguarda in Italia oltre 500.000 persone con le loro famiglie, insomma, sembrerebbe che finalmente c'è perlomeno un'attenzione da parte del governo e la volontà comunque di rimettere al centro non la sostanza che, voglio dire, è un elemento che fino ad oggi ha determinato soltanto fallimenti, ma la persona e quindi il sistema dei servizi che si occupa delle persone che hanno problemi di dipendenza. Dico sembrerebbe perché è evidente che comunque noi abbiamo avuto una serie di interlocuzioni con il governo, in modo particolare con il sottosegretario Mantovano che è delegato alla questione dipendenze, e devo dire che l'elemento di novità molto interessante è che abbiamo tramite il Dipartimento Politica Antidroga incontrato diversi ministeri, tra cui il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'Interno, il Ministero della Salute ovviamente e anche il Ministero dell'Istruzione, perché si parte da una consapevolezza che può sembrare banale, ma fino ad oggi stranamente sfuggiva ai più, e cioè che le dipendenze sono una questione complessa e come tale vanno affrontate, cioè vanno affrontate in termini complessivi. Ecco, quindi diciamo ci sembra che in questo momento ci sia una rinnovata attenzione. Ora speriamo che, ma lo ha detto anche sia la Presidente del Consiglio il 26 giugno alla Camera, quando eravamo lì ad ascoltarla, sia Alfredo Mantovano, ci sembra insomma che ci sia un'intenzione di reinvestire in termini di risorse, in termini di persone e soprattutto di rimettere a fuoco quelli che sono gli elementi rilevanti della questione dipendenze, che ripeto non sono le sostanze, per quanto ovviamente oggi le sostanze siano un mare in piena, un fiume in piena sui nostri territori. Purtroppo lo stiamo vedendo e anche la cronaca ci racconta, no, questo, che le sostanze vengono utilizzate, vengono esibite. Da qui insomma il lancio che hai fatto tu a ricostruire e lavorare insomma sulla persona per ripristinare quel patto educativo che forse si è un po' perso per strada. Sì, la vera sfida, come noi ribadiamo e l'ha ripreso anche lo stesso sottosegretario Mantovano, in questo momento è la sfida educativa. Guardate, noi abbiamo una chiara percezione sui territori italiani di come sia necessario in questo momento riappropriarsi della relazione in senso generale e di relazioni positive, soprattutto con i più giovani che sempre più spesso e sempre più in tenera età incontrano le sostanze sia legali che illegali. Allora qua la questione è che dobbiamo assolutamente rimettere al centro la sfida educativa, ripartire dai territori e ricostruire quei legami che sono di per sé terapeutici, che sono di per sé preventivi e che non sono diciamo degli strumenti che mirano semplicemente al contrasto pur necessario, ma che mirano soprattutto alla promozione della dignità, alla promozione di stili di vita positivi. I messaggi che in questo momento noi passiamo troppo spesso anche in maniera pubblica sono dei messaggi invece contrastanti a volte, no? Come normalizzanti di una situazione che è una situazione di uso e di abuso di sostanze, quasi che fosse un fatto naturale e normale. Ecco, noi dobbiamo essere molto più attenti, molto più seri nei messaggi e, ripeto, lottare per una situazione, una sfida educativa che comunque in questo momento è tutta da giocare. Grazie Luciano, grazie per esserti collegato con noi, arrivederci, buon lavoro. Luciano Schillaci, presidente della FICT, federazione che riunisce le comunità terapeutiche d'Italia. Allora, Sara Mestriner, Luciano ha proprio parlato di territorio e di grande sfida. Una sfida che Erga porta avanti da 25 anni, cioè quella di aiutare le persone che sono di fatto diventate fragili a causa delle loro dipendenze a riprendere in mano la vita
attraverso il lavoro. È corretto? Come state lavorando? Sì, è una bella sfida, è proprio il termine corretto, credo. Erga è nata 25 anni fa da un'esigenza del CEIS che è nato 40 anni prima. No, 40 anni fa, aveva a un certo punto maturato la necessità di prendere in mano anche la parte lavorativa delle persone, perché proprio come diceva Luciano adesso, il fenomeno è un fenomeno complesso e la persona è fatta di molte aree. Tra le varie aree abbiamo anche l'area lavoro. Ecco che allora nel 1998 si è deciso di investire sulla parte lavorativa e sulla riacquisizione di alcune competenze che sono da una parte tecniche e professionali, ma dall'altra relazionali e trasversali. E quindi ecco che Erga in questi anni ha cominciato a lavorare per la riacquisizione di questo tipo di competenze e negli anni si è sviluppata e si è aperta anche al territorio perché dopo aver sviluppato un know-how così importante con un bacino di utenza che comunque ha una serie di complessità, ha pensato poi di metterlo a disposizione del territorio e ecco che oggi ci troviamo a lavorare su un territorio con una molteplicità di svantaggi, di accoglienza di una molteplicità di svantaggi che ci permettono anche tra le altre cose di rendere l'ambiente inclusivo e di renderlo un'occasione di integrazione. Quindi voi avete delle aziende che di fatto hanno creduto in voi, nel vostro lavoro, che vi danno delle commesse. Sì, abbiamo proprio, ci piace chiamarli partner più che clienti, perché è vero, formalmente sono dei clienti, ma per condividere la progettualità che c'è di dietro ci vuole un rapporto che sia un rapporto di partenariato. Lavoriamo come contoterzismo, quindi anche questo sicuramente aiuta nella creazione della relazione, però sicuramente ci sono alcune aziende del territorio che hanno scelto di investire sul progetto di Erga e di dare lavoro a parità di qualità, quantità e tempi di consegna che noi comunque garantiamo a chiunque si chieda un servizio ad Erga, ha scelto di affidare a noi delle commesse per poter sostenere un progetto. Poi tra l'altro queste persone non lavorano in condizioni lavorative, come dire, favorite, no? Cioè a loro viene chiesto di, come dire, rispettare dei tempi di consegna, delle modalità, cioè li fate entrare nella vita vera, è come permettere loro di infilare un piede nella vita vera, nella quotidianità che tutti noi conosciamo, ma che per loro non è così scontata. È proprio così. Accogliamo le persone con un progetto personalizzato, perché tutti i percorsi sono comunque percorsi tailor made e quindi costruiti sulla singola persona e in accordo tra l'educatore che è all'interno di Erga con i servizi invianti, con le persone e la rete di servizi che hanno in carico questa persona, definire dei piccoli passi, dei piccoli obiettivi. Il tempo è una delle caratteristiche, un fattore fondamentale per la riuscita dei percorsi, perché come dicevi tu li accompagniamo passo dopo passo e allora anche un po' smontare questa complessità nel dire in questo momento ragioniamo su questo obiettivo, il prossimo mese ragioniamo su un secondo obiettivo, il terzo mese ragioniamo su un obiettivo diverso e l'intento è di accompagnarli il più possibile verso una vera inclusione nel mondo, nella società e quindi il lavoro diventa occasione di inclusione anche nel tessuto sociale. Luca, il lavoro e anche forse un po' la fiducia che voi date a queste persone, no? Perché per riuscire a superare un problema così grande come la tossicodipendenza, che però, attenzione, no? Voi avete in cura non soltanto chi è dipendente da droghe, ma anche dal gioco d'azzardo, cioè sono tante le dipendenze oggi. Quanto importante è avere la fiducia di qualcuno? La costruzione, la costruzione della relazione è l'elemento basilare. Un tempo, quando il CEIS è partito nel 1983, erano presenti dei volontari e delle persone che avevano concluso il percorso e che in qualche modo intendevano dare una mano ad altri ragazzi che invece entravano. Nel tempo si è sviluppata invece una professionalità che mette al centro ovviamente alcune figure professionali, ma in modo particolare la relazione d'aiuto attraverso un rapporto, come dicevi tu, di fiducia
ma soprattutto un rapporto che punta alla centralità della persona. L'indirizzo non è tanto quello di togliere le sostanze, come diceva bene il nostro Presidente, ma è quello di ricostruire intorno alle aree della vita delle persone un futuro, una seconda occasione che possa in qualche modo riscattare da quella precedente. È una partecipazione che ci auguriamo da prima assistiti, quindi in qualche modo attraverso l'entrata in un percorso riabilitativo, ma l'uscita deve essere un'uscita in qualche modo da uomo dignitoso, con un lavoro, con uno stipendio, con una partecipazione anche delle tasse contributiva alla vita dei cittadini e della propria comunità, che sia davvero un senso di riscatto. Ma come si sceglie di venire da voi? Sono persone che arrivano attraverso l'ULSS o i servizi sociali, persone che scelgono, come dire, insieme all'aiuto delle famiglie di venire da voi, cioè come si riesce a fare questo passaggio in più verso la cura? Allora, ci sono vari modi per quali le persone si rivolgono necessariamente al SERD, che è il Servizio per le Dipendenze, che è presente in tutti i nostri territori dentro la Regione Veneto, quindi l'importante è che una persona prima, a fronte di un evidente problema di natura patologica, a volte spinto da natura penale, a volte spinto dai genitori, a volte spinto e accompagnato da amici, si rivolga ai servizi per le dipendenze territoriali. A Treviso è vicino alla Madonnina. In quel caso la persona si rivolge al servizio pubblico, il quale, sulla base di una serie di colloqui, stabilisce quale potrebbe essere una sorta di programma più adeguato possibile al tipo di persona. Il SERD invia, se decide che è il CES, invia in via principale in pronta accoglienza, che è una struttura adeguata agli inizi per risolvere in parte il problema della dipendenza attraverso un percorso che dura all'incirca 3 mesi, e in quei 3 mesi ci si disintossica dall'uso di sostanza e, nel caso in cui lo si ritenga opportuno, una persona può anche decidere invece un percorso di natura residenziale che accompagni, approfondisca, vada a elaborare tutta quella parte sia in termini educativi che in termini psicoterapici, vada ad affrontare quello che è l'elemento dominante per il quale nella vita si è scelto di fare una sorta di percorso breve attraverso le sostanze piuttosto che il percorso lungo di risoluzione dei problemi. Quindi in qualche modo, se può essere d'aiuto, in primo luogo il servizio pubblico, quindi il SERD della propria provincia, e poi l'accompagnamento attraverso un percorso legato invece alle comunità private che accompagnano, guidano e sostengono l'uscita dall'abuso di sostanze. Senta, per questi vostri 40 anni voi siete partiti con un convegno, ma ce ne saranno altri 3. All'interno di questo convegno avete dato dei dati. A me un dato che ha particolarmente sorpreso era vedere questa fascia tra i 40 e i 50 anni, perché spesso parliamo di giovani, ve ne sono, però insomma questa fascia tra i 40 e i 50 anni che ti fa capire che siamo nel pieno dell'età adulta, che arrivano da voi, ci conferma questi dati? Sì. Allora, l'età con la quale poi una persona matura la decisione di intraprendere un percorso di cura e riabilitazione è un'età che può andare in qualche modo adattata a tutte le soddisfazioni dei bisogni. Mi spiego meglio. Abbiamo nel nostro territorio una comunità per minori e quindi si parte a un intervento di cura e riabilitazione sia dal punto di vista di primi segnali, e quindi attraverso dei servizi legati ai minori, e poi lo si accompagna anche poi nell'età maggiore. Il CES di Treviso ha a Campocroce una comunità che si occupa in maniera prevalente 18-26 anni. Poi abbiamo altri servizi, il centro polifunzionale ne è un altro nella zona di Santa Maria del Rovere, che invece si occupa di percorsi di doppia diagnosi o percorsi ricorrenti, in modo tale di poter aiutare le persone non solo al primo tentativo, ma a volte se necessita anche il secondo o il terzo tentativo, e quindi avere anche percorsi appropriati per un'età più adulta. Senta, oltre a voi, che cosa fa la società per queste persone? Immagino che tante persone voi le avete seguite, in tanti anni sono uscite, sono ritornate, insomma, alla vita. Questa società che cosa fa per queste persone? Allora, da una parte
c'è una società inclusiva sicuramente, cioè ci sono molte persone nel nostro territorio e questo lo spiega anche la ricchezza di volontari che questo territorio ha. Ci sono molte persone che accolgono, danno occasioni, soprattutto datori di lavoro, ma allo stesso tempo vicini di casa, amici, parenti che si occupano di accompagnare anche nella fase post-cura le persone. C'è anche una parte invece che è discriminante, che in qualche modo isola e non permette il percorso di reinserimento, che se vogliamo è anche un po' ipocrita, perché vinciamo tutti se una persona torna a partecipare alla vita comunitaria anche attraverso una partecipazione diretta, ma soprattutto anche attraverso il versamento di contributi, tutto quello che è la partecipazione diretta alla cittadinanza. Sara, parliamo un po' di risorse, no? In questo tempo noi continuiamo anche come operatori dell'informazione a raccontare quanto manchino gli infermieri, quanto manchino gli operatori, quanto importante sia il volontariato. Ecco, in una cooperativa ad esempio come la vostra, è un fenomeno, un problema che si sente? Prima sentivamo Schillaci che diceva abbiamo chiesto più risorse perché per fare questo lavoro servono risorse, servono competenze. È un problema che c'è, è un problema che ha sentito, insomma, il mercato del lavoro, ci viviamo quotidianamente e ci scontriamo con questa problematica. Non tanto anche per alcune professionalità, ma la dimensione un po' motivazionale è la parte che una persona deve capire nel momento in cui arriva a lavorare in un luogo come il nostro. Il nostro è un posto in cui nella modalità di integrazione si lavora tutti insieme e quindi capire che lavoro a fianco ad una persona che ha delle problematiche, che il motivo per cui è in questo posto di lavoro è perché ha bisogno di essere supportato, aiutato e accompagnato nell'errore, non è un passaggio semplice, è un passaggio che se una persona capisce, io personalmente ovviamente i colleghi che condividiamo questo stile di lavoro, è uno stile proprio e quindi non è così semplice trovare persone che abbiano la giusta motivazione nel accogliere l'errore dell'altra persona, certo, dicendo riproviamoci, perché poi di fatto la seconda possibilità è la base del nostro lavoro. Il fatto che alla festa, al grande convegno che avete organizzato, ci fosse la presenza delle istituzioni, perché c'era la regione in qualche modo con la presenza di Verescaccin piuttosto che il comune e la provincia, che segnale è per voi? Che siete sul territorio e fate questo grande servizio per il territorio? È stata una bella soddisfazione e un bel riconoscimento, perché mettere a disposizione un know-how, un'organizzazione, una condivisione di un progetto su un territorio, perché io dico sempre, oggi sono onorata di avere la possibilità di accompagnare Erga nella presidenza, ma Erga è del nostro territorio, quindi che il sindaco Conte abbia fatto alcune considerazioni in merito al valore aggiunto che portiamo piuttosto che altre autorità, secondo me vuol dire che siamo sulla strada giusta. Esatto, perché insomma si festeggiano i 40 anni guardando però sempre un po' avanti, un po' al futuro. Luca Sartorato, di che cosa avete bisogno per lavorare ancora meglio? Di cosa avreste bisogno? In qualche modo lo stiamo cercando, lo stiamo anche chiedendo, è la partecipazione di tutto il servizio pubblico e del servizio privato, cioè del territorio. Abbiamo bisogno degli enti locali. Attraverso i comuni noi possiamo essere presenti nei territori, possiamo arrivare prima, possiamo arrivare in maniera più adeguata, possiamo in qualche modo intervenire sia nelle attività di prevenzione sia anche nelle attività di cura primaria. Abbiamo bisogno dell'USL e su questo stiamo discutendo e ci stiamo aiutando molto in questo periodo storico, in modo particolare perché è evidente che il servizio sanitario territoriale è determinante perché il nostro risultato funzioni, ma siamo presenti anche nelle associazioni di volontariato, i ragazzi che hanno bisogno di nuove relazioni, perché ovviamente le relazioni precedenti erano relazioni tossicomaniche, hanno bisogno delle associazioni di volontariato e quindi nuove amicizie, nuovi luoghi da frequentare,
il dare anche dopo aver ricevuto molto, e quindi l'attività e la presenza all'interno del sostegno volontariato potrebbe servire anche per fare dei servizi per persone che magari hanno bisogni diversi da quelli che in realtà hanno loro. Quindi in realtà abbiamo bisogno di tutti e in modo particolare abbiamo bisogno di personale. Oggi è un dramma che si condivide, per altri motivi mi confronto anche con altre realtà. Il problema della ricerca di personale specializzato sta diventando un problema enorme nel nostro territorio. Infatti lo stiamo raccontando appunto anche noi come professionisti, però chi ha certi bisogni non può attendere, giusto? Eh sì, e questo è l'appello che noi facciamo, che si possa facilitare perché le persone hanno bisogno di aiuto e ha bisogno di un aiuto professionale, un aiuto specializzato, un aiuto che abbia di per sé un riconoscimento anche di natura di inquadramento e anche di natura di retribuzione. Permetteteci di aiutare le persone attraverso un giusto inquadramento. Gli operatori che fanno questo tipo di servizio sono doppiamente coinvolti in una doppia sfida, che è quella dell'attenzione alle persone, ma è anche l'attenzione poi a quella che è la propria personalità e il proprio lavoro. Quindi è un appello che noi facciamo: aiutateci a permettere di essere adeguati nei confronti delle persone che lavorano con noi e lavorano per noi. Grazie a Luca Sartorato, presidente della cooperativa CEIS, grazie a Sara Mestriner, cooperativa Erga, 25 anni e 40 anni e a settembre, se non sbaglio, un altro convegno importante, certo. Quindi possiamo lanciarlo anche qui proprio in questa sede, lo racconteremo anche noi. Grazie. Grazie a voi dell'invito. Grazie. Allora, noi adesso vi facciamo vedere le previsioni del tempo, andiamo in pubblicità, poi al via il dibattito politico, il MES, BCE, migranti, inflazione, perché no, parliamo anche delle necessità sul territorio, a partire da quello che avete appena sentito con i nostri ospiti. Vi aspetto. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in calo, venerdì attendiamoci un peggioramento del tempo, ma per giovedì intanto avremo condizioni stabili. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di giovedì 29 giugno evidenzia un contesto buono con spazi di sereno alternati ad addensamenti nuvolosi, cielo anche coperto di mattina ma precipitazioni assenti. Temperature stazionarie, minime tra 15 e 22 gradi, massime tra 26 e 29 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo tanto sole, cielo in prevalenza sereno su pianura e costa, poco nuvoloso sulla zona montana, ma in genere senza piogge. Temperature minime tra 16 e 19 gradi, massime sui 27-28 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà in prevalenza soleggiato, con qualche nube nel pomeriggio. Temperature minime intorno ai 17-18 gradi, massime sui 27 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Prima edizione di Antena 3 Nord-Est, al via il nostro dibattito politico. Ringrazio gli ospiti che ci hanno raggiunto in studio. Antonella Tocchetto per il Partito Democratico, buongiorno Antonella. In collegamento abbiamo Maurizio Mestriner, Movimento 5 Stelle, Giuseppe Montuori, Fratelli d'Italia, Marzio Favero, Lega, buongiorno. Buongiorno. Allora, intanto grazie a tutti voi per averci raggiunto. Siamo tanti, abbiamo 3/4 d'ora, ma ci sono diversi temi che vorrei mettere sul piatto. Il primo, ovviamente, è quello che sta scuotendo un po' la marca trevigiana ed è
sono le dimissioni di Stefano Marcon, quindi andiamo a Castelfranco con delle ricadute però in tutta la provincia di Treviso. Quindi vorrei chiedere a voi non solo un passaggio, ma anche che cosa sarebbe giusto fare ora, cioè per il bene di provincia, per il bene di un comune che andrebbe in commissariamento, nel gioco politico, quanto è importante portare avanti i propri valori e quanto invece sarebbe più utile fare un passo indietro e trovare l'accordo, come peraltro è stato fatto ad esempio in casa Lega. Antonella, partiamo da te, che sei consigliere provinciale. Allora, Marcon lo conosco bene, sono dal 2016 consigliera provinciale. È sicuramente una persona rigidissima. Io, Sebastiano Sartoretto e gli altri consiglieri che si sono avvicendati, però noi due dal 2016 siamo là, e Sartoretto, che ha anche la sua opposizione a Castelfranco, l'abbiamo sempre contrastato, perché rispetto alle altre province, e porto per tutti Padova, dove il presidente aveva sempre fatto una, come dire, non è una giunta in provincia, è praticamente una collaborazione, perché è come fosse un gran consiglio d'amministrazione. Marcon ci ha sempre escluso e quindi ha sempre ribadito che dava le deleghe a quelli che l'avevano appoggiato, quindi è sicuramente una persona molto rigida. Io molto spesso mi sono battipeccata con lui, però insomma riconosco che ha anche una sua fermezza. Io credo, il mio giudizio esterno su Castelfranco, e conoscendo Marcon dal 2016, è che è una persona che si è molto infastidita di questi, è una bega molto interna della Lega. Indubbiamente non mi pare di aver capito, però non ho più avuto occasione di vedere Marcon dall'ultimo consiglio provinciale. Non mi sembra che ci siano questioni interne, questioni che riguardano la città di Castelfranco, quindi mi sembra molto una questione interna con dei dissidenti, e non so come andrà a finire, perché qua, se i personalismi sono così forti, è un po' difficile, come dire, arrivare al 2025. Sarebbe più facile andare ad elezioni ad ottobre allora col Presidente? Penso che sarebbe più facile da quel punto di vista lì, a meno che appunto non lo facciano rientrare. Per quello che riguarda la provincia però è abbastanza certo che a giugno 2024 si voterà direttamente, cioè tutti i cittadini potranno rivotare, c'è stata la modifica, verrà cancellata la legge del Rio. E quindi 6 mesi con un nuovo presidente non avrebbe molto senso. Non so che cosa succederà, ma il fatto di Castelfranco mi pare molto una cosa interna della Lega. Posso fare una battuta, visto che noi del Partito Democratico abbiamo avuto nel corso delle nostre vicissitudini sempre dei problemi, adesso vedere che anche loro escono sui giornali e litigano tra di loro, cosa che nel monolite Lega non era mai successo, posso dire benvenuti nella stessa baracca, diciamo così. La dialettica politica. Allora Marzio Favero, sono da lei, no? Visto che abbiamo citato il caso Marcon, come ci aiuta ad interpretarlo e ci indica, secondo lei, quale dovrebbe essere oggi la strada migliore, alla luce insomma delle varie dichiarazioni che poi sono state rese tra comunicati stampa e social network? Intanto esprimo il mio dispiacere per l'amico Stefano Marcon. Ha lavorato molto sia per la sua città sia per la provincia. Mi pare abbastanza naturale che per quanto riguarda la provincia il sindaco Marcon, presidente, abbia deciso di avvalersi per quanto riguarda l'esercizio delle deleghe e della collaborazione delle persone che lo hanno sostenuto al momento delle votazioni. Si chiama democrazia, c'è una maggioranza e c'è una minoranza. Non è così rigido, è una persona con cui è possibile confrontarsi. Io l'ho sperimentata da sindaco di Montebelluna, perché quando abbiamo avuto degli attriti li abbiamo anche superati, sempre avendo come bussola e riferimento l'interesse dei cittadini. E io credo che nella crisi Castelfranco-Veneto ci sia questa l'irritazione di un sindaco che sta lavorando per la sua città e che si è trovato un gruppo che si è messo a fare bizzarrie, perché non è normale uscire dalla maggioranza, dar vita a un nuovo gruppo e stare con un piede dentro e un piede fuori dalla maggioranza. Ancora meno normale è che chi va fuori dalla maggioranza conservi la tessera del movimento a cui appartiene. Preciso una cosa, come ammoniva Max Weber, grande sociologo e uno dei primi studiosi della politica sul piano sociologico, la democrazia ha bisogno dei partiti per sopravvivere, ma non è necessario
che dentro i partiti ci sia tanta democrazia. Che cosa voglio dire? Che ci deve essere anche disciplina, non disciplinarismo. Voi mi conoscete bene, sono uno che quando c'era da dire qualcosa in contrasto con i vertici perché era sbagliato, non si è mai fatto scrupolo di parlare con grande franchezza, anche troppo, qualcuno mi ha rimproverato spesso, tanto che sono considerato ancora oggi un eterodosso su alcune questioni. Però, attenzione, la disciplina è fondamentale per riuscire a dare risposte ai cittadini, perché ognuno di noi, quando entra in una squadra, avrebbe degli obiettivi, dei desideri, ma poi però bisogna procedere con una media ponderata sulle cose che sono possibili da realizzarsi e quelle che invece, ahimè, non sono nelle facoltà dell'amministrazione, vuoi per mancanza di risorse, vuoi perché vi sono elementi che impediscono di procedere in una certa direzione. Io credo che la soluzione vera sia o un atto di scuse da parte dei fuoriusciti o una presa d'atto che forse è bene che rinuncino anche al mandato, visto che sono stati eletti per sostenere Stefano Marcon e un progetto politico. E nel momento in cui ti ritiri, forse la cosa più elegante non è rimanere in consiglio a fare cose diverse rispetto a quelle che si sono promesse ai cittadini. La cosa migliore è dire me ne vado a casa. Senta, lei che ha parlato di disciplina, la dialettica interna alla Lega che abbiamo visto sfociare con le dichiarazioni di Marcato, il ritiro dalla candidatura del congresso, insomma quello che è successo, secondo lei è mancata la disciplina in questo senso? No, questo fa parte del dibattito interno al movimento. Piuttosto si è sbagliato a qualche passaggio, perché non è possibile mandare avanti una persona in vista come Roberto Marcato dicendogli candidati tu a rappresentare l'ala leghista, cioè quella più radicata nel territorio, quella che ha ancora un concetto della Lega come sindacato di territorio, e poi prospettare invece un candidato alternativo. È venuto meno in questo modo un dibattito serio fra le due anime della Lega. E siccome io sono hegeliano sotto molti aspetti, ritengo che la sintesi spesso fra due opposti sia il risultato più interessante. Purtroppo questa sintesi non è avvenuta in maniera spontanea durante il congresso, proprio per questo strano avvicendamento del candidato alternativo a Stefani. Dico una cosa però, le votazioni sono avvenute, adesso è nostro dovere lavorare al servizio del movimento. Stefani è nuovo segretario, l'ho detto anche a Roberto Marcato, mantieni la calma, sei una risorsa, continua a lavorare per il movimento. Quindi il fatto che lui passi ad indipendenza veneta, mi scusi se insomma indugio su questo, ma abbiamo visto prima una dichiarazione del segretario, è una ipotesi molto remota che Marcato passi? Ma no, gliel'ho detto anche scherzando, extra ecclesia nulla salus, dicevano gli antichi padri della Chiesa e sacerdoti, fuori dalla Chiesa non c'è salvezza. Beh, per il federalista fuori dalla Lega non c'è salvezza, perché tutti quei partiti che sotto la pressione di una Lega arrembante alcuni anni fa avevano fatto professione di federalismo, adesso di federalismo non parlano più, anzi si lamentano persino di quello scampolo di autonomia che si sta profilando con l'attuazione del capo quinto della riforma, il capo quinto della Costituzione, che fu una riforma, lo sottolineo, voluta dalla sinistra nel 2001. Voluta dalla sinistra, concessa dalla sinistra ob torto collo sotto la pressione di un nord che stava protestando. Ma non è che la questione settentrionale sia venuta meno. Sono convinto che la Lega continuerà a essere un grande attore politico e tornerà ad avere un consenso ampio, perché non vedo alcuna forza politica in grado in questo momento di farsi sul serio interprete delle esigenze reali del nord. E ripeto, non è che dire che il nord ha esigenze reali che lo Stato non riesce a rappresentare significhi essere contro il sud. Al contrario, lo dicevo 20 anni fa, ben prima quindi del nostro segretario Salvini, noi abbiamo bisogno di trovare una sintesi con le esigenze del sud. Il federalismo è una spinta all'unione, ma un'unione corretta, non è la spinta alla divisione. E proprio per questo sono anche convinto che la Lega stia sbagliando a livello europeo a essere vicina a movimenti sovranisti. La Lega non c'entra un piffero con i movimenti sovranisti, la Lega per sua stessa natura dovrebbe puntare alla costituzione di una federazione europea. Per questo in seno al Consiglio regionale, assieme anche a esponenti di altri partiti, il PD piuttosto che 5 Stelle, eccetera, abbiamo dato vita a un raggruppamento del movimento federalista europeo, un intergruppo che vede rappresentate quasi tutte le forze politiche. Mi pare manchi solo Fratelli d'Italia.
Fratelli d'Italia, allora passo a Montuori, chiedo proprio un commento su questo. Montuori, ha sentito che cosa ha detto Favero sull'errore delle politiche in Europa della Lega, lontano dai movimenti sovranisti? Io mi occupo di Fratelli d'Italia, non della Lega, quindi io credo che noi siamo i conservatori europei, noi siamo all'interno dell'ECR e all'interno dell'ECR i conservatori europei stiamo benissimo, tant'è che per noi le europee saranno anche un grande momento per poter andare a determinare le future scelte che in molti casi abbiamo subito in Europa e che invece non vorremmo più subire ma vorremmo determinare. Quindi su questo Fratelli d'Italia è felicemente nella sua posizione e quindi siamo felicemente inseriti all'interno dei conservatori europei, un gruppo che diventerà sempre più ampio anche alle prossime elezioni. Quindi rispetto invece a quello che diceva Favero sulle politiche del Nord, noi riteniamo che gli elettori ci abbiano premiato proprio alle passate elezioni politiche e quindi abbiano interpretato in Fratelli d'Italia il miglior attore per poter portare avanti quelle che sono le loro istanze, per cui noi siamo felici della fiducia che ci hanno concesso e sicuramente Fratelli d'Italia sarà in grado di parlare al nord come al sud e parlare a tutta Italia. Ci chiamiamo Fratelli d'Italia non per niente, per noi l'Italia è unica, poi ovviamente ci saranno da contemperare tutte le politiche che possono essere fatte al nord rispetto che al sud, in modo che però si abbia sempre comunque una visione d'insieme e unitaria di quella che è la nostra nazione. E questo tanto più forte rispetto appunto ad un'Europa che ci vede oggi protagonisti, ma prima non ci vedeva protagonisti perché aveva nei partiti del governo italiano i principali sostenitori delle linee dell'Europa che andavano contro quelle che erano le nostre istanze. Oggi bisogna avere delle posizioni un pochino più forti, vedi quello che sta facendo Giorgia Meloni col MES, che adesso non è assolutamente necessario. Io volevo arrivare proprio qui perché tutte le pagine dei quotidiani oggi titolano questo: MES, mi assumo la responsabilità, non è il momento, presa di posizione di Giorgia Meloni, e poi anche la voce grossa contro la politica di Lagarde per alzare i tassi per far abbassare l'inflazione. Quindi Montuori è quello che aveva promesso poi di fatto. Ma lei ha promesso agli elettori che quello deve fare, poi se ci saranno delle revisioni, se ci saranno delle posizioni sul MES da rivedere, sicuramente Giorgia Meloni, che è persona responsabile, farà quello che è più giusto per gli italiani. No, non dimentichiamoci che il MES è un meccanismo che prevede di salvare gli stati dal fallimento. Ora, perché bisogna prevedere di salvare gli stati dal fallimento in un momento in cui l'economia tutto sommato sta anche andando bene? Se la BCE ci aiuta a farla andare bene, perché mi ricollego a quello che ha detto Giorgia Meloni, cioè, questo continuo alzo di tassi in un momento in cui l'inflazione si sta raffreddando, l'Italia sta andando discretamente bene, perché dover fare delle politiche di rialzo dei tassi che invece rischiano di portare a una riduzione dei consumi e soprattutto a trasferire sfiducia in chi deve investire come gli imprenditori, ma anche nei cittadini che nel rialzo dei tassi hanno maggior capacità di spesa. La trovo una politica folle sostenuta dalla Germania, ed è questo che fa sì che noi, Fratelli d'Italia, dobbiamo essere sempre più forti all'interno dell'Europa, proprio per affermare delle politiche che vadano a favore dei nostri cittadini e che poi indirettamente anche a favore di tutti gli europei, perché non penso che i tedeschi siano felici di questo rialzo dei tassi che poi impatta come per noi sui loro consumi. Possono sentirlo magari leggermente meno perché sono un pelino più ricchi, ma in questo momento l'economia tedesca non sta andando bene quanto la nostra. Mestriner, chiedo a lei un commento su questo. Ha sentito cosa ha detto Montuori, poi tra l'altro Meloni tira dritto sulla sua posizione, quello sul MES è un rinvio, quindi bisognerà capire poi che cosa succederà. La vostra posizione come Movimento 5 Stelle? Allora, senza dubbio questa posizione portata avanti dal Premier Meloni per noi è veramente, continua ad essere una posizione di facciata e alquanto fatta di slogan, perché abbiamo visto in questi mesi come quando esce dall'Italia e va in Europa l'atteggiamento cambia completamente e in genere appunto è sempre tornato indietro, accettando tutto quello che gli viene proposto, e poi invece appunto l'atteggiamento è completamente opposto quando si tratta di parlare
con i giornalisti italiani e quelle poche volte che magari si reca anche in Parlamento a riferire alle Camere. Io ricordo che la Presidente Meloni 2 anni fa inneggiava con gli occhi spiritati, urlando al cielo ai 4 venti, che l'allora Presidente Giuseppe Conte aveva attivato il MES. E adesso continua ad avere questo atteggiamento che è da campagna elettorale e in genere da posizione di opposizione. Invece adesso sono al governo e non sanno più o meno non sanno più che pesci pigliare per spiegare ai cittadini che a breve dovranno per l'ennesima volta mancare a una promessa che hanno fatto ai loro elettori. Ma ormai di promesse mancate se ne perde il conto, perché tra cosa non hanno mantenuto? Ma la lista è lunga. Gli immigrati, le trivelle, il POS per i pagamenti, mantenere le pensioni, proteggere le pensioni, hanno smantellato Opzione Donna. Sul PNRR non stanno facendo quello che l'Italia aspetta da loro, perché quei soldi servono per risollevare l'Italia. E i crediti incagliati del superbonus hanno fatto campagna elettorale dicendo che li risolvevano, invece stanno mantenendo decine di migliaia di imprese e di famiglie con rischio fallimento. Le accise sulla benzina ce le siamo dimenticati, dovevano toglierle. Le hanno alzate invece perché hanno tolto i tagli che aveva imposto Draghi. Il reddito di cittadinanza lo dovevano smantellare e invece lo hanno mantenuto, peggiorato, perché a breve, quando partirà il nuovo sistema, ci troveremo di nuovo i comuni con le file fuori di persone che hanno bisogno d'aiuto. E quindi insomma sul MES si prosegue su questa antifona di promesse non mantenute, ma che ha la fortuna di avere una stampa e dei media che la sorreggono e non fanno trasparire quello che in realtà è, ovvero un teatrino che a breve, a mio avviso, comincerà a sgretolarsi. Quindi secondo lei i media sono più vicini a Meloni di quanto lo fossero a Conte? Assolutamente sì. Purtroppo la RAI non fa un servizio pubblico adeguato e trasparente. Tocchetto, chiedo a lei, no, l'elenco di Mestriner sulle promesse non mantenute, è un elenco che lei conferma, una lettura che condivide sul MES, cosa dice? Allora, condivido la lettura che ha fatto Mestriner. Sul MES la misura di stabilità europea la ratificano a settembre, quindi è un gioco delle parti. Ha ragione Mestriner quando dice devono rispondere al loro elettorato, quindi in questo momento qua dicono l'Europa è brutta e cattiva, per tradurre in modo semplicistico, anche se io ci vado tutti i giorni, mi sento tutti i giorni con le massime cariche europee, però alla fine sono brutti e cattivi. Anche l'arroganza con la quale ieri ha parlato alla Camera dei Deputati la Meloni mi è sembrato un po' fuori dal suo ruolo. Ha alzato abbastanza i toni, sì. Sì, ha alzato i toni e poi nella prima fase sembrava quasi fosse il capo dell'opposizione, poi successivamente si è ammorbidita. Ma siccome noi non siamo sganciati dall'Europa, tra l'altro questa è una ratifica di una misura, poi potremmo anche non attivare la misura, ma l'hanno fatto tutti i paesi, a meno che lei, se volesse veramente fare la sua parte, dovrebbe dire da domani io, che sono contro l'Europa, sostanzialmente esco perché non mi va bene quello che sta facendo la BCE, non mi vanno bene i tassi, non mi vanno bene le misure, sull'immigrazione l'Europa non sta collaborando, così ovviamente dice la Meloni, per cui da domani mattina mi metto in stand-by come il suo amico Orban rispetto all'Europa. Allora sarebbe più credibile perché prende una posizione
molto forte, dove noi faremo le barricate. Non dico che anch'io andrei a Roma fuori con i cartelli, ma probabilmente sì, perché io sono invece molto europeista e voglio che l'Italia rimanga all'interno dell'Europa, nella grande famiglia europea che finora ci ha sempre salvaguardato, anche se abbiamo fatto un po' i discoli. E quindi così sarebbe forte, perché giocare a rimpiattino, lanciare la palla in tribuna quando si è già perso, perché ripeto a settembre lo dovranno ratificare, lo sanno tutti, mi sembra un po' un gioco delle parti, un gioco che la Meloni sta facendo. Poi diciamoci anche la verità, ieri non c'era Giorgetti, anzi Giorgetti, ho letto le cronache, era seduto tra i parlamentari, quindi non nelle sedie dei ministri. Segnale. È vero che sono anche, come dire, chiacchiere giornalistiche. Sembra che Salvini avesse tanti altri impegni, non c'era, quindi, come dire, i suoi amici più stretti, con i quali lei era andata a pranzo, o doveva andare a pranzo, Salvini e Giorgetti, certo è gossip politico, ma purtroppo funziona anche quello adesso, non c'erano, quindi dov'era Salvini, Favero, secondo lei? È un'assenza che ha pesato, secondo lei, Favero, quella di Salvini? E poi cosa ne pensa? Andrà così, a settembre si rettifica e via? È solo un rinvio per accontentare l'elettorato? Salvini non mi ha chiamato per informarmi dove andava e quindi non ho diritto. Sarebbe stata una notiziona. Ma no, ma non credo. Sarà stato Castelfranco? Abbia tempo da perdere con umile consigliere regionale come me. Guardate, per quanto riguarda ieri, io credo che siamo nelle classiche situazioni della retorica politica. Ci si confronta fra maggioranza e minoranza e di un gioco d'ombre, perché poi alla fine il MES, temo, dovremo digerirlo. La questione è un'altra, si tratta di capire che Europa vogliamo costruire, perché finché continuiamo ad avere un'Europa che è qualcosa di più di un organismo internazionale, ma molto di meno di uno Stato federale, noi continueremo a subire le pressioni di un organismo che è esposto a pressioni che non sono quelle tipiche della democrazia, perché non possiamo dire che oggi l'Europa brilli come ordinamento giuridico che tutela la democrazia. Scusatemi, abbiamo il Consiglio europeo, il Consiglio d'Europa, la Commissione europea che è un organismo misto tecnico-politico, il Parlamento europeo che però si limita a ratificare le leggi, procedure lobbistiche come si è scoperto anche dagli scandali recenti. Questa Europa è in grado di affrontare i grandi problemi? La risposta è no. Non è in grado di farlo perché noi viviamo ancora col tabù dello Stato-nazione che deve avere per intero l'esercizio della propria sovranità. Quel tempo è finito, gli Stati contemporanei sono creature che derivano dallo Stato moderno, ma ormai non sono più in grado di affrontare le sfide dell'internazionalizzazione e della globalizzazione. L'abbiamo visto proprio con due fenomeni, anzi un epifenomeno è quello dell'immigrazione. Nessuno ha la chiave per risolvere questo problema e mancano meccanismi di solidarietà tra i diversi paesi europei. E questo sta mettendo in crisi l'Unione ed è evidentissimo. L'altro scandalo è la guerra in Ucraina, che si poteva benissimo evitare se l'Europa avesse avuto delle proprie forze armate, anzi un unico esercito, un'unica struttura di difesa, un'autorevolezza ben diversa per mettersi in mezzo fra Russia da una parte e gli interessi degli Stati Uniti dall'altra, perché c'è una storiella che possiamo raccontare ai bambini, che c'è un invasore cattivissimo e dall'altra parte sono tutti santarellini. La realtà è molto più complessa, stratificata, Putin è senz'altro un criminale, purtroppo vi sono altre persone che non mi sembrano dei virgulti degni di grande rispetto sul piano morale. In mezzo ci stanno i poveracci che muoiono da una parte e dall'altra, perché poi a combattere al fronte non vanno mai quelli che vogliono la guerra, no? Ci mandano sempre gli umili. Allora, l'Europa avrebbe potuto evitare questa tragedia. Noi abbiamo bisogno di un'Europa più forte. Per quanto riguarda la presunta conversione recente della Meloni all'atlantismo, ma c'è stato un capo di governo italiano negli ultimi 70 anni che si sia opposto agli Stati Uniti. Signori, noi abbiamo perso la guerra. Siamo un paese che ospita basi militari americane. Ci eravamo dimenticati che esiste anche la politica reale, la realpolitik, come si diceva una volta, e che chiunque sia a capo del governo italiano deve rendere omaggio al Presidente degli Stati Uniti in prima battuta e poi cercare di ricavarsi uno spazietto all'interno del consorzio europeo.
dove hanno dominato negli ultimi 30 anni soprattutto Francia e Germania. Allora, credo che il tempo sia maturo per chiedere e pretendere una nuova fase costituente per l'Europa. Abbiamo bisogno di creare gli Stati Uniti d'Europa, di restituire al vecchio continente la sua dignità, un vecchio continente che deve ritornare a essere quello che è sempre stato, un faro di civiltà, però non un faro di civiltà che pretende anche la purezza, perché i paesi occidentali hanno commesso errori e orrori per secoli, Montuori, a livello mondiale. Montuori, sono da lei, raccogliendo proprio quello che dice Favaro, che Europa abbiamo, che Europa vogliamo. Non so se avete notato, ma nella dialettica del post congresso Lega, con diciamo le dichiarazioni di Marcato, Darè, europarlamentare, ha lanciato questa specie di accordo che sarebbe stato fatto, per il quale Marcato aveva rinunciato a candidarsi alla segreteria della Lega perché avrebbe già avuto un posto assicurato in Europa. Ecco, a proposito del che Europa vogliamo, secondo lei, Montuori, è già partito il poltronificio per le prossime europee? Che effetto le ha fatto sentire questa cosa? No, siccome lei sta parlando della Lega, io non lo so, sinceramente, e quindi non ne ho la più pallida idea. È normale che tutti i partiti si stiano attrezzando per andare in Europa, perché è da lì che si faranno i più grandi cambiamenti. Voglio ricordare al consigliere regionale Favaro che anche la Meloni sostiene che vadano fatti gli Stati Uniti d'Europa. L'Europa non ha una Costituzione, penso che questo lo sappiano tutti, a differenza delle nazioni sovrane, che invece hanno degli elementi identificativi chiari, che sono il popolo, il territorio e un governo sovrano. L'Europa non ha una sua Costituzione, l'Europa manda 28 ambasciatori quando c'è da andare a parlare in giro per il mondo, e l'Europa non ha un suo esercito, ma ha tanti eserciti. Certo che certi dei passi in avanti vanno fatti, e sicuramente vanno fatti gli Stati Uniti d'Europa, dove ogni nazione, come negli Stati Uniti, però attenzione, ha una sua autonomia e porta ovviamente anche gli interessi a favore dei propri cittadini. Poi per alcune attività vanno gestite a livello centrale europeo, come avviene esattamente per uno Stato con le regioni. È la medesima forma, solo che va ampliata e amplificata a livello europeo. Poi vorrei ricordare sempre a Favaro che noi siamo da sempre atlantisti. Io sono di destra da 30 anni, non ricordo mai una posizione diversa da quella dell'atlantismo nella destra italiana, e credo che debba rimanere tale. Poi se vogliamo mettere anche solo assimilare allo stesso piano Putin e chi sta in Ucraina, dico che sono forzature veramente importanti, perché i russi forse stanno mandando a morire i loro giovani ragazzi nell'esercito, in Ucraina stanno morendo tutti perché vengono bombardati. Poteva esserci un'Europa che interveniva ed era più forte? Sì, su questo sono certamente d'accordo. Un'Europa forte forse avrebbe limitato e trattato in maniera diversa con Putin e chi lo sa, magari anche evitato la guerra. Però oggi questa non è la situazione, e siccome l'Europa non ha un suo esercito e non sarebbe in grado di contrapporsi alla Russia, che ricordo non ha mai perso le sue origini comuniste, oggi ovviamente deve far fronte a questo dramma con la forza dell'esercito americano, perché diversamente non se ne uscirebbe. Quindi bisogna sempre mettere sul piano della moderazione le affermazioni quando si parla di Russia e Ucraina. Putin è un criminale, sta uccidendo, ha deportato i bambini, cioè di cosa stiamo parlando? Senta, per le politiche migratorie, Montuori, Meloni anche qui sta facendo la voce grossa, la direzione... Meloni ha ottenuto molto, cioè, eravamo partiti, perché quello che dicono i 5 Stelle, che no, ma Meloni va in Europa, dopo cambia tutto. No, Meloni con le sue posizioni ha ottenuto un accordo, finalmente ha ottenuto un accordo dove non è che l'Italia diventa l'hotspot dell'Europa, perché sarebbe un po' difficile, non ci servono i soldi, all'Italia serve che vengano gestite le politiche migratorie dai paesi di origine, e quindi con politiche internazionali che possono essere fatte solo a livello europeo. Certo, io in questo mi trovo d'accordo con Favaro. L'Europa deve essere più forte con al suo interno stati più forti, dove l'interesse comune è quello di tutelare l'Europa intera, e poi all'interno i cittadini dei singoli stati. Si può, è un equilibrio che si può serenamente costruire, richiede del tempo, sì, richiede che a Bruxelles ci vadano dei parlamentari preparati, e richiede che ci siano dei partiti che hanno interesse a fare questo.
Oggi non è così e quindi noi auspichiamo che con le prossime europee questo possa avvenire. Maurizio Maestrineri, un passaggio con lei su quello che ha detto Montuori e concentriamoci proprio sulle politiche migratorie. Secondo lei sta vincendo Meloni con la trattativa di fatto e il no a fronte di denaro che viene versato alla gestione in toto dei migranti? Ennesima promessa non mantenuta e figuraccia internazionale, ma come sempre appunto con la stampa nazionale favorevole si riesce poi a rendere tutto molto più soft e far arrivare meno le informazioni che dovrebbero invece arrivare, perché i flussi migratori quest'anno sono completamente fuori controllo dopo che alle elezioni sono state vinte millantando blocchi navali. Hanno cambiato dopo Cutro, dopo la vicenda di Cutro, hanno provato a cambiare le regole, ma le hanno peggiorate perché togliendo il fatto di dare l'assistenza speciale ai migranti, di fatto li si vuole considerare degli invisibili. I numeri sono completamente fuori controllo. Non so cosa ha fatto la Meloni, perché gli italiani vedono quello che vedo io, penso, cioè un problema che è assolutamente non gestito e appunto con l'assistenza speciale che veniva data ai migranti per poter essere gestiti a livello di comunità europea e adesso appunto è stata tolta, li si lascia a questo punto arrivare e si preferisce non vederli, ma è un tema che appunto negli ultimi giorni sta prendendo una piega che non viene più rimarcato a sufficienza. Allora tutti dicono dobbiamo fermare i barconi prima che partano, perché insomma ne sono arrivati, sentivo oggi Radio 24, sono arrivati in 600, il centro di Lampedusa ne sta ospitando 2000, ci sono posti per 400, cioè rendiamoci conto della situazione, siamo ai limiti davvero dell'umanità, della dignità della persona. Allora, come si fa però a fermare queste barche che arrivano? Come si fa? Devo andare in pubblicità, tra pochissimo torno da voi su questo tema per chiudere il dibattito, vi aspetto. Prima edizione di Antena 3 Nord-Est, ben ritrovati, ultime battute del nostro dibattito politico. Ci siamo lasciati con la notizia degli ultimi arrivi e all'hub di Lampedusa sono in 2000, dove la capienza ormai è circa sui 500. L'hub di Lampedusa può ospitare 500 persone e ce ne sono 2000. Allora cosa facciamo? Come facciamo a bloccarli? Un giro veloce tra i nostri ospiti, perché appunto dietro le quinte anche con Antonella Tocchetto si diceva noi di questa immigrazione abbiamo anche bisogno, perché ci manca forza lavoro. Allora, negli anni 60 i baby boomer erano circa 1 milione all'anno. Adesso abbiamo dati di nascite 400.000 persone l'anno, quindi siamo in deficit. Anche se si mettessero tutti a fare i figli, fra 15 anni forse non arriveremo a pareggio. Allora, quello che è abbastanza evidente è che la Meloni va in Europa, ma non riesce a portare quell'immigrazione che dice anche lei di valore che avrebbe la Germania. Lo dice lei, non lo dico io. Quindi non riesce neanche ad avere un passaggio di quel genere. È brutto parlare di persone, sia chiaro questo. Qui arrivano proprio i disperati che hanno problemi di guerre e problemi economici e problemi ambientali. Questi arrivano, ma in Europa la Meloni non riesce a portare a casa una ricetta. La necessità di avere delle persone nel nostro territorio per la denatalità sono necessarie, ma in Europa non danno una risposta. La situazione ovviamente degli hub è terribile, perché da qui a settembre arriveranno molti di più. Mi sembra che al di là della difesa che fa Montuori non abbiano un'idea e né siano in grado di proporre una ricetta in Europa. Alla fine
Questo è quello che sta succedendo oggi 29 giugno, cioè che anche in questo momento staranno arrivando delle persone, perché sia l'Europa ma anche la Meloni, che mi pare sia andata anche comunque in qualche paese dal Marocco alla Tunisia, alla fine non porta a casa niente, perché tutti questi incontri stanno andando male, perché se li paghi comunque loro non hanno dei governi chiari con i quali si può trattare. L'Europa non riesce a trattare con l'Africa, diciamo così, per semplificare. Alla fine questi continueranno ad arrivare, noi abbiamo bisogno di persone, non arrivano gli immigrati qualificati che vorrebbe la Meloni, e mi sembra che la situazione sia grave e che loro non riescono a risolverla. Ha ragione Mestriner quando dice l'ennesima risposta che non danno, sulla quale hanno vinto le elezioni peraltro. Allora, 2 minuti a testa. Favero, come facciamo a bloccare le partenze, il dialogo con l'Africa che non c'è, il bisogno di comunque forza lavoro che abbiamo? Dovremmo intanto fare una riflessione partendo dalla storia della nostra emigrazione. Non dimentichiamoci che l'Italia ha avuto fra il 1870 e il 1970 circa 26 milioni di emigranti. 3 milioni sono stati veneti. Non tutti sono tornati a casa. Alcuni hanno trovato fortuna sotto altri cieli, altri, ahimè, non ce l'hanno fatta. Ma l'emigrazione italiana è stata nella sua essenza un'emigrazione regolare. La regolarità nei processi di migrazione è fondamentale per garantire l'ordine pubblico, la tenuta del welfare del paese che ospita, che può ospitare in proporzione ai posti di lavoro di cui dispone, e non può essere basata su criteri di discriminazione come quello che ho sentito, l'immigrazione di valore. Cosa significa? Che mi scelgo quelli che mi fanno comodo e gli altri no. Beh, lo dice la Meloni, non lo dico io. Sì, mi parrebbe un esempio di disumanità incredibile. Casomai ci prendiamo le persone che sono qui per farsi una fortuna, per crearsi un destino positivo, e magari lasciamo a casa quelli che sono qui per delinquere, perché anche fra i migranti non tutti sono buoni e non tutti sono cattivi. Attenzione, io ricordo che al termine della seconda guerra mondiale ci fu un flusso notevole di migranti tedeschi verso l'Argentina, l'Uruguay, il Paraguay. Erano criminali nazisti in fuga. Allora, credo che per affrontare un problema di queste proporzioni serva una politica continentale. Per questo nel documento che abbiamo approvato in Regione chiediamo che venga istituito un Ministero della Difesa subito, anche se la fase costituente non è ancora stata avviata, è un Ministero degli Esteri vero. Non dimentichiamo che l'America, la Russia e la Cina stanno investendo in Africa, usando metodi anche discutibili. Sto pensando al fatto che i wagneriti sono presenti in diversi paesi africani, a destabilizzare per gestire tutta una serie di interessi in maniera anche illecita. Allora, in un contesto come questo, con un continente che rischia di sprofondare ma è ricchissimo di risorse umane e naturali, è un delitto che l'Europa non svolga la sua funzione di punto di riferimento per un continente che ci è prossimo anche fisicamente, oltre che storicamente, perché siamo legati dalle vicende coloniali che non dobbiamo riproporre in forme nuove, ma che hanno creato basi culturali che ci potrebbero consentire di dialogare col mondo africano. Più è meglio di altre realtà. E la sfida è importantissima, ma richiede appunto un'Europa che sia veramente unita, ove gli stati che la compongono fanno un passo indietro e rinunciano a quote di sovranità. Non è detto che la sovranità popolare deve essere esercitata solo a livello statuale e che lo Stato poi si metta d'accordo con gli altri Stati all'interno di una confederazione più che di una federazione. Devo passare agli altri ospiti, Favero, mi perdoni, devo dare la parola agli altri ospiti, mi perdoni. Sì, volentieri, ma ci serve un'Europa vera. Questo è il senso della risposta. Montuori, sono da lei. Montuori dice una cosa, per Fratelli d'Italia io dico questo, non scegliamo gli immigrati di valore, i rifugiati ovviamente li dobbiamo accogliere, ma sappiamo benissimo che il 90% dei rifugiati e di chi arriva dall'Africa in realtà è un immigrato di tipo economico. Quel tipo di immigrazione non è quella che poi richiedono le nostre industrie, perché è di tipo
di manodopera di non alto livello, poi sono tutti esseri umani. Io direi di evitare di dire cose scontate. Certo che sono tutti esseri umani e che quindi vanno trattati allo stesso modo, ma come diceva Favaro, e in questo una delle cose che condivido è che poi bisogna vedere se il nostro welfare riesce a resistere a questi aspetti. Non è un problema cedere sovranità all'Europa se si parla dei confini nazionali e dei confini europei, che sono anche i confini nazionali, come non è un problema condividere una difesa comune e una politica estera comune. Anzi, queste sono cose su cui oggi l'Europa deve agire con tutti i paesi che ne aderiscono, e su questo sicuramente c'è da cedere qualcosa. Diverso è chiedere quanto devono essere grandi le vongole e altro. Su questo magari è bene che l'Europa si faccia da parte. Detto questo, non abbiamo mai parlato di migranti di valore, non è questo che dice la Meloni. No, la Meloni l'ha detto più volte degli immigranti di valore. L'ho voluto proprio sottolineare per questo, che è una frase terribile secondo me. Posso dire sono i migranti che vuole la Germania, perché servono a contribuire alla manodopera tedesca. Idem vale per l'Italia. I migranti economici che vengono qui sono quella manodopera che poi resta a delinquere proprio perché non è qualificata, quindi va in giro per le strade a ciondolare, a delinquere perché non ha altro da fare, ed è su quelli che dobbiamo agire. Come si agisce? È vero, con un'Europa unita e con la cooperazione allo sviluppo, andando in quei paesi dove invece gli Stati Uniti, ma ormai nemmeno loro, ma soprattutto i russi, stanno facendo politiche, e i cinesi anche, politiche di colonizzazione, perché invece loro questo stanno facendo, a paccate di soldi di colonizzazione di quei paesi. Bene, l'Europa si deve fare carico dell'Africa, che di fatto è di fronte alle nostre coste, e cercare di utilizzare politiche di cooperazione nei confronti di questi stati, cercando di farlo in maniera diversa da quella coloniale dei russi che vanno con la Wagner o dei cinesi che vanno pagando ospedale e sfruttando le loro miniere, ma con la collaborazione. Si è bloccato il collegamento, però il concetto l'abbiamo capito, Giuseppe Montuori, l'abbiamo capito. Maurizio Mestrinel, sono da lei. Per chiudere, come fermiamo queste partenze, come aiutiamo questo paese ad avere forza lavoro? Non si fermano, semplicemente i flussi migratori non si fermano, non si fermano da 2000 anni e non si fermeranno mai. Bisogna fare una politica di gestione dei flussi migratori seria, ovvero andare in Europa e ridiscutere il Trattato di Dublino, che impone agli stati dove arriva il migrante, il trattato impone di doverli tenere e gestire. Invece deve essere fatta una redistribuzione automatica in Europa secondo decisioni che bisogna affrontare appunto in sede europea. Per questo serve assolutamente un'Europa unita, e poi creando corridoi umanitari tra i singoli stati e gli stati di origine, perché sia in un senso che nell'altro queste persone, questi esseri umani hanno tutto il diritto di potersi muovere nel rispetto della loro sicurezza e della loro salute, e soprattutto perché se li gestisci già dalla partenza magari eviti, perché sicuramente in mezzo ci sono anche sicuramente dei criminali, ma sono una minoranza assoluta, perché non è vero che sono solo migranti economici. Molti fuggono da guerre, da situazioni per la loro salute assolutamente precarie, altri sono migranti climatici e saranno sempre di più i migranti climatici. Quindi io sento parlare Montuori, Favaro, Lega, Fratelli d'Italia come se fossero ancora all'opposizione. Ci dimentichiamo qui che sono al governo ormai da quasi un anno. E questi niente, continuano a raccontare la storia, dovevano cacciare su tutto il globo terracqueo, ce lo siamo dimenticati, il globo terracqueo, andare a cacciare gli scafisti, che poi anche lì problema solo per fare un titolone, perché lo scafista, quello che comanda la barca, molto spesso è uno di quei poveracci, semplicemente quello magari un po' più istruito, che lo prendono e lo mettono al comando di quei barcaroli e gli dicono guarda, quella è la direzione, dice, e ciao. Sono delinquenti, dice Montuori. È un delinquente. Comunque se i cittadini non si premiano, dico che vadano avanti così, come li hanno premiati in Molise. Dimostrando non in grado di affrontare i problemi a uno, prendiamoli tutti, non stanno venendo a capo di nulla. Allora ci dobbiamo fermare, mi duole ma ci dobbiamo fermare, quindi davvero
chiedo scusa, ma vi devo interrompere. È una dialettica importante che dovrebbe continuare. Continueremo ovviamente su questo tema anche noi per dare a voi cittadini tutte le informazioni di cui potete aver bisogno per farvi un'idea su questi argomenti importanti. Grazie ad Antonella Tocchetto, grazie a voi. Grazie a Maurizio Mestriner, Giuseppe, grazie a voi. Giuseppe Montuori, grazie, e Marzio Favero, grazie per essere stati in nostra compagnia. Grazie, arrivederci, buona giornata a tutti voi. C'è solo il tempo di dirvi che c'è stato un incidente sul lavoro all'Avis e un 36enne è stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Verona, e poi l'ANSA batte il bollino rosso sulle strade del Veneto, A57 e A4 direzione Trieste per questo weekend, ma insomma è inevitabile che sia così, ormai lo è tutti gli anni, tutte le estati. Grazie a voi telespettatori per essere stati in nostra compagnia. L'informazione su Antena 3 torna questa sera a partire dalle 18:30. Arrivederci.